Signore e signori, buongiorno, benvenuti a Durcia, questa nona occasione di incontro annuale dei friulani nel mondo, titolata stavolta La regione per i friulani nel mondo. Il mio compito è esclusivamente quello di gestire il passaggio del microfono dall'uno all'altro dei relatori e ho accettato molto volentieri quando il gran capo Pier Gittero mi ha detto dai, venga a sulle manche volte, e il fatto che questo convegno si svolga a Gorizia è per me motivo di ulteriore soddisfazione, se non altro perché arrivare a Gorizia da Cormons è molto più semplice che arrivare da qualche altra parte del Friuli Venezia Giulia. Sarebbe il mio compito quello di salutare naturalmente tutte le autorità presenti, ma come vedete l'elenco sarebbe estremamente lungo. Consentitemi comunque di rivolgere un ringraziamento al prefetto di Gorizia, la signora Maria Augusta Moroso, che è sempre presente, al presidente della filologica Lorenzo Pilizzo, tra l'altro la filologica nata proprio qui a Gorizia in Italia, no? Poi ci sono tanti altri personaggi importanti, il senatore Bertoldi, i consiglieri regionali Esquini, Jacob, tutti coloro che si alterneranno al microfono qui, coloro che non sono stati citati, non se l'abbiano, tra l'altro sono i presidenti di Focolars arrivati un po' da tutto il mondo. Avremo l'opportunità comunque di sentire anche la loro testimonianza eventualmente più avanti, quando ci sarà lo spazio dedicato al dibattito. E quelle che siano le finalità, quella che è la storia, no? di questo momento di aggregazione dei friulani nel mondo è ben noto, e nel corso degli anni comunque si è venuto trasformando da un momento di aggregazione caratterizzato soprattutto dal culto della memoria, dalla nostalgia per la piccola patria lontana e via dicendo, in una organizzazione che ha radici anche in quelli che sono i problemi di carattere non soltanto relativo alla memoria, ma anche alla socialità, alla necessità di farsi vivere, alla promozione di carattere commerciale oltre che turistico e via dicendo. Si è venuta trasformando e sentiremo le testimonianze proprio molto interessanti da parte dei più giovani magari rappresentanti, no? Che sono arrivati qui a Gorizia e vivono all'estero, proprio per far chiaro quelle che sono le istanze, le necessità di modernizzarsi anche nel momento della comunicazione. E adesso naturalmente la parola passa al gran capo Pieri Pittaro, presidente dell'Ente Friuli nel mondo, introduzione ai lavori della conferenza. Allora, Pieri, piuttosto dice di affidarsi che si sa fare. Quanto tempo mi dai? Poco, attenzione, sarò severissimo nella gestione dei tempi. Funziona anche un po', o no? No, perché c'è un vecchio adagio che dice: se vuoi addormentare l'uditorio parla seduto, se vuoi far capire quello che dici e vuoi farti ascoltare parla in piedi, se vuoi farti applaudire parla poco. Io do il benvenuto tradizionale. Prima di tutto questa volta mettiamo a tutti gli amici friulani di Passi del mondo e mettiamo a pari merito le autorità. Posso fare questo? Grazie. Questo nostro incontro per i 59 anni che la Focolare Friulana l'anno prossimo sarà il 60esimo, verrà celebrato a Udine. Per questo nostro incontro, per il turnover che hanno le province, quest'anno siamo a Gorizia, in una città stupenda che più internazionale di così non può essere. Piccola città ma di grande attività e con grandi personaggi che sono qua a rappresentarci oggi. Non c'è l'assessore Violino e lo sostituisce il dottor Mirko Bellini, direttore Televersa, e non c'è l'assessore Federica Seganti
e in sua vece c'è il dottor Eddie Somariva, quindi loro li ringraziamo per la presenza. Il convegno di oggi ha una filosofia precisa, lo ripeto per non so la centesima volta. La regione Friuli Venezia Giulia ha un numero enorme di friulani in giro per il mondo, forse sono 3 milioni con la terza generazione. Quello che la regione Friuli Venezia Giulia può fare per i friulani nel mondo, quello che i friulani nel mondo possono fare per la regione Friuli Venezia Giulia deve essere discusso e deve essere dato un messaggio direttamente dalla parte politica a voi interlocutori che venite da tutto il mondo. Dico questo perché gli emigrati non sono più quelli di una volta, lo sappiamo. Oggi i nostri friulani nel mondo hanno un potenziale di contatti umani e di contatti di business enormi. Questo deve essere pienamente compreso dalla politica regionale, perché in questa maniera i rapporti di commercio business to business possono essere enormi con i nostri friulani che sono in giro per il mondo. Quindi è una politica anche economica della regione ed è una politica economica anche dei nostri rappresentanti all'estero verso la regione Friuli Venezia Giulia. Oggi non si va a vendere un chilo di formaggio o a vendere una bottiglia di vino o a vendere una cubana. Oggi c'è lo scambio di tutto, dalle imprese agli artigiani, dalla scienza alla cultura. Quindi il messaggio secondo me deve essere diretto e credo che con minor spesa di altre manifestazioni si possano, passatemi la parola, sfruttare i focolari dove oggi ci sono i friulani ma ci sono anche i non friulani. Il passaggio generazionale è una cosa difficile in questi enti, però sta avvenendo, lentamente sta avvenendo, ma non preparando per i giovani noi dei programmi, sono loro che devono fare i programmi, loro che devono portare avanti le loro iniziative, i loro problemi con i loro coetanei non di origine friulana che sono nei loro paesi. Quindi il messaggio deve essere diretto, secondo me, deve essere proprio questo. Auguriamoci che questo abbia successo. Noi abbiamo girato, dico noi per dire sottoscritto, il vicepresidente Vilotta, la Rita Giancangio, non so se è arrivata perché è sempre rimasta incastrata negli incidenti stradali. Hanno girato abbastanza focolari in giro per il mondo proprio per verificare queste condizioni e per proporre queste nostre idee trovando grande entusiasmo. Per esempio per migliorare e far vivere ma molto il focolare, prendiamo ad esempio Zurigo, non so se Moretti è arrivato. A Zurigo c'è l'Udinese Club, il focolare friulano, e c'è l'associazione dei giovani industriali di origine friulana e non. Sono motivi di contatto, di scambio di idee e anche di business enormi. Questo secondo noi dobbiamo, tra virgolette, sfruttare. Quindi con una concezione nuova del focolare, con una concezione nuova, non più quella di un tempo dell'immigrazione. Io mi fermo qua perché dopo dovremo tirare le conclusioni alla fine delle relazioni. Vorrei solamente per fare un esempio, sperando di non dimenticare molti, i rappresentanti delle seguenti nazioni che sono i presidenti o i referenti
Gilberto Martin dell'Australia, Antonio Carniello del Canada, Marco Casula di Shanghai, Luigi Basso di Pechino, Paolo Livoni del Perù, Rita Dancan di Firenze, Adriano Tegano, la nostra colonna portante di Roma, Mario Conti di Novara, Domenico Lenatucci, non so se è arrivato ancora, che vorremmo poi farlo parlare, di Bruxelles, lo conoscete tutti, Daniela Nova di Marbella, stiamo per aprire un focolare anche a Marbella, poi potete andare in ferie. Stefano Degano da Gran Canaria, che è qua col coro, che ci allieterà domani a messa, si è allietato ieri sera nella Basilica di Aquileia. Viviana Venturuzzi di San Francisco, Argentina, José Colabelli dell'Argentina, di Esquel, la signora Negrito anche dell'Argentina, Enzo Gandini di Caracas, Giorgio Romero di Toronto, Giovanni Morello detto di Zurigo, Argo Lupo di Basilea, Attilia Bianchi di Friburgo, Gianluigi Daniel di Liegi, Papinuto Daniel di Dumont in Francia, Luigi Rangan e Pier Giorgio Miani di Parigi e Oreste d'Agosto di Moulur. Quindi abbiamo un po' tutto il mondo presente. Grazie, io vi do il più caloroso benvenuto e passo la parola ancora al grande Bruno Pitu, che non ha diventato il suo vecchio mestiere, perché l'altra sera stava trasmettendo l'Inter che giocava, non mi dice con cui. Ma c'erano bellini. Dai, Piero! Presidente Pieri Quintaro, anche perché ha tenuto fede alla sua promessa di essere breve, però ha dato delle indicazioni di fondamentale importanza, soprattutto sottolineando la necessità che i popolars si aprano sempre di più. Tradizionalmente era un concetto piuttosto di circolo chiuso quello dei friulani nel mondo, soprattutto all'estero, no? L'insegna proprio della nostalgia per il paese lontano, nel culto delle tradizioni, portando avanti anche la capacità di parlare il friulano, no, tra loro. Oggi invece c'è la necessità che ci sia questa apertura anche e soprattutto in considerazione del fatto che ci possono essere delle occasioni, delle opportunità anche sul piano proprio, oltre che dello sviluppo, della proposizione del territorio, anche di carattere commerciale e del business. Adesso io passo la parola all'assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione e saluti. Ah, c'è vero, perché sono indirizzi di saluto qua. Indirizzi di saluto, però non mi ha scritto chi li fa. Ha cominciato col sindaco di Gorizia, allora ha una forte antipatia per me, doveva escludermi a tutti i costi. Buongiorno a tutti. Io innanzitutto sento il dovere di ringraziare l'amico Piero Quintaro che ha voluto scegliere Gorizia per questo incontro annuale dei friulani nel mondo. È un avvenimento, un momento così importante per la nostra comunità regionale che è un orgoglio per la città di Gorizia poter ospitare questa manifestazione, sia il convegno di oggi, sia l'incontro di domani che avverrà in Piazza Vittoria. Annuncio già ai presenti che farà un po' caldo, ci sarà una situazione meteorologica favorevole, nel senso che non pioverà, però ci sarà molto caldo e colgo qui l'occasione per ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto Maria Augusta Marroso che per attenuare i danni della calura in una piazza particolarmente assolata ha messo a disposizione i giardini della Prefettura. Quindi finita la messa andremo nei giardini della Prefettura
che ci ospiteranno e ci consentiranno di vivere, di non morire di insolazione, perlomeno quello. Altra considerazione che voglio fare è quella che l'anima di questa città, cioè io volevo mettere in evidenza, mi sembrava importante, l'importanza, scusate il bisticcio di parole, l'importanza dell'anima friulana di questa città. Cioè, troppo spesso si identifica Gorizia, specialmente in questi tempi di semplificazioni, con Gorizia e Trieste, ed è indiscutibilmente vero, c'è un forte legame, l'anima giuliana delle due città esiste e quindi è giusto che in qualche modo si abbini Gorizia, ma non si deve assolutamente dimenticare l'anima friulana, l'importanza della friulanità per la città di Gorizia, perché Gorizia, ricordiamocelo, e questa è l'importanza di questa città, lo dice uno che non è nato a Gorizia e che sono un immigrato, ma che ne ha profondamente condiviso questa peculiarità. È una città con culture molteplici, un crogiolo di razze, un crogiolo di parlate, un crogiolo che è diventato un unicum, è diventato qualcosa di diverso dalle varie componenti che esistono. Quindi oggi, quando si parla di semplificazioni istituzionali, di province che si accorpano o di aziende sanitarie che devono accorparsi, l'equazione Gorizia e Trieste, a mio avviso, è completamente sbagliata. Noi dobbiamo ragionare insieme, le istituzioni regionali devono dialogare con le istituzioni provinciali, comunali, perché dobbiamo salvaguardare questa unicum della città di Gorizia. Ma detto questo, riguarda un particolare aspetto momentaneo e quindi era anche importante, visto la presenza di alte autorità regionali, dirlo, di consiglieri regionali, di senatori qui presenti. Però quello che voglio ripetere è l'orgoglio di questa città di accogliervi oggi. Gorizia ha sempre considerato, come dicevo prima, l'anima friulana un'anima particolare, l'aspetto serio, l'aspetto dei lavoratori, l'aspetto di gente che si impegna, la gente che rispetta la parola data, cioè questo che ha fatto anche di questa città qualcosa di diverso, ripeto, è quest'anima importante. Voi siete andati, siete andati per il mondo, come si dice, siete andati in certi periodi della vostra vita piuttosto particolari, avete abbandonato la patria, avete abbandonato la piccola patria, la grande patria, e avete fatto fortuna. Parecchi di voi l'hanno fatta, parecchi di voi forse non avranno fatto fortuna, ma hanno vissuto testimoniando nelle comunità in cui sono stati inseriti la propria serietà, la propria voglia di lavorare, la propria voglia di essere orgoglio della patria che avete abbandonato. Io di questo, come italiano, come goriziano, non posso che ringraziarvi. Grazie di essere qui oggi, grazie di quello che avete fatto per l'Italia, grazie di quello che farete domani per l'Italia e per il Friuli. Visto che il tentativo di dribbling sul sindaco non abbiamo lasciato abbandonato. non è il momento del dibattito. Allora, dopo c'è il momento del dibattito. Già qua il conduttore sentimenti che mi fa parlare che deve parlare, se poi intervengono sottorisati non intervengo. Scusa Romoli, perché tanto me lo dimentico. La parola adesso al Presidente della provincia di Gorizia. Il sindaco Romoli si è avventurato in un terreno minato, no? Adesso si parla tanto di riorganizzazione di quelle che sono le amministrazioni. Lui come comune può essere tranquillo, te come provincia non so come terreno duro. Savori, noi siamo in una terra abbastanza strana e martoriata. Sono 100 anni che ci cambiano i confini, la mattina ci svegliamo, siamo austriaci.
mattina dopo ci svegliamo, ci accorpano con Trieste, poi si tornano, poi il fascismo, poi la Slovenia. È stato siamo una terra abituata a essere terra di conquista, però ci siamo fatti anche le ossa. Forse è per questo che affrontiamo anche la sfida della razionalizzazione, abituandoci a ragionare di soldi e non di slogan populistici, ma insomma questa sarà un'altra partita, un'altra questione. Tra l'altro io dopo devo fare una comunicazione che mi fa molto piacere, farò, dato un tema complicato che è il tema della comunità nel mondo globale, che non è proprio una passeggiata. Io però posso dire una cosa, sono orgoglioso che voi siete qui oggi. La provincia di Gorizia, nonostante tutti i nostri detrattori e tutti quelli che portano sfiga, c'è ancora e ha intenzione di resistere più a lungo. Noi siamo una provincia, come ha detto il sindaco di Gorizia, multiculturale, multietnica, che abbiamo fatto di questa diversità culturale una grande risorsa. Diciamo che dovrebbe essere il grande punto di forza della regione Friuli Venezia Giulia, no? Questo. Quando si va in giro per il mondo si presenta una regione così diversa, una regione policentrica, una regione fatta di persone speciali, di persone diverse. Ecco, con una grande cultura. Noi oggi con questo appuntamento credo che affrontiamo, sicuramente abbiamo affrontato un tema molto utile, molto interessante, da questo giustamente il nostro Presidente, ed è quello di cosa può fare la regione per il friulano del mondo e cosa possono fare i friulani del mondo per la nostra regione. In questo semplice tema, che sembra un tema molto semplice anche dal punto di vista culturale, invece c'è una cosa profondamente diversa, una cosa enorme, cioè il fatto che si può essere globali, cioè vivere, considerare il mondo come per continenti, ragionare per continenti, come dice un noto filosofo, e contemporaneamente avere una forte identità locale. E queste due cose non contrastano, anzi, con l'avvento di internet, con l'avvento della comunicazione, queste due cose diventano forti, ancora più forti. Per cui cos'è che possiamo fare noi come regione per i friulani del mondo? Io penso dare gli strumenti necessari e un punto di riferimento permanente. Cosa possono fare i friulani del mondo per la regione, per noi? Ecco, ricordare forse a tutti che non c'è futuro nella società italiana se si uccide quel senso di identità comunitaria che è quello in fondo, è il grande legame che ti permette di chiamarti friulano in ogni angolo della terra. Grazie. Adesso chiede la parola di nuovo Pieri Pittaro. Non posso non cedergli là. Sì, questo è aperto, per ricordare che altri presidenti sono presenti: Lio Calafassi di Canberra, Marco Rossi di Milano, Enzo Bertossi di Bassano del Grappa, Degano di Lione e Lauro Nicodemo del Veneto Orientale. Se ho dimenticato qualcuno... No, adesso durante gli interventi degli altri relatori va ancora per giustificare qualche cosa. Allora, siamo a un quarto d'ora in ritardo, però abbiamo cominciato perché abbiamo un quarto d'ora di ritardo, quindi grazie ai relatori che sono stati rapidi, incisivi e precisi. Ve l'avevo già presentato prima, ve lo ripresento adesso, magari senza dire tutti gli assessorati cui presiede, ma diciamoli di nuovo: assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione. Tutto sulle spalle di una sola persona, Roberto Molinaro. Intanto buon dia a tutti, a tutti a TAS e a nome del governo regionale che più tardi passerà anche a
citati dal collega Egibiana. Se qualcuno non friulano, sta parlando di friulano lui, volete la traduzione simultanea? No, parlo italiano. Intanto il Benchiatas e l'Ase, anche che stanno di essere un momento un altro in queste occasioni. Mi hanno chiesto, così come ai colleghi, di rendere concreto il più possibile questa aspettativa che sta nel titolo della mattinata di oggi, la regione per i friulani nel mondo. Renderlo concreto focalizzando ciascuno di noi alcune parti, diciamo così, di quello che può essere un'azione concreta della istituzione, ma come vedrete non solo della istituzione, per rinforzare, migliorare, rendere qualche volta effettivo un legame che dovrebbe esserci ma non sempre c'è. Allora io credo che per la parte che mi è stata affidata di dover partire da una premessa, che è una premessa che in parte il Presidente della Provincia di Gorizia prima, Enrico Berghetta, ha così sfiorato, ma credo che poi nell'intervento che farà sicuramente approfondirà. Diciamo che stiamo vivendo un tempo nel quale le strategie, le scelte che conosciamo non sono, diciamo così, più valide, nel senso che una serie di riferimenti, di condizioni, di attività che eravamo abituati ad avere di fronte sono state e sono rapidamente superate. Credo che questo sia il primo elemento di fondo che dobbiamo considerare anche in una diciamo così, azione come questa, che ci mette di fatto qualcuno di noi a metà strada tra ciò che c'era già e ciò che c'è già e che magari conosciamo meglio, ma anche tra ciò che non conosciamo ancora. Direi che però questo si può anche diciamo così, tradurre in un altro modo. Siamo a mezza strada tra ciò che possiamo diciamo così, conoscere direttamente, quindi ciò che appartiene alla nostra esperienza, alla nostra quotidianità, a quello che viene diciamo così, anche definito in termini più generali, al local, no? A questa dimensione che ci circonda, e d'altra parte avere orizzonti, avere prospettive che hanno a che fare sostanzialmente con una condizione che invece è la condizione globale, una prospettiva che il più delle volte, soprattutto per la presenza ormai robusta nella nostra vita di ogni giorno dei mezzi di comunicazione, delle moderne tecnologie, è una presenza rappresentata virtuale che non appartiene all'esperienza vera, però c'è. E allora io credo che questa condizione ci metta sicuramente in una dimensione dove sostanzialmente l'agire locale non può prescindere dal pensare in termini globali. È chiaro che questo in una situazione straordinaria, siamo in una situazione straordinaria, crisi come queste nell'Europa, non solo nell'Europa, diciamo così, sono crisi strutturali, portano sicuramente incertezza, inquietudine, preoccupazione, diventano tanto più forti quando non si possono contare o fare riferimento a quelli che sono, diciamo così, i soliti riferimenti che avevamo. Allora, questa situazione che appartiene a tutti, che coinvolge tutti, possiamo essere consapevoli o meno, però è in estrema sintesi la cornice all'interno della quale le nostre azioni, sia private sia pubbliche, oggi si collocano, ha sicuramente in un segmento, che è quello di cui io vorrei occuparmi questa mattina, che è quello dei giovani, il segmento, diciamo così, più interessante.
più interessante perché i giovani sono oggi all'interno di questa condizione, da una parte la grande e straordinaria risorsa, però dall'altra parte sono anche il grande rischio, nel senso che sono quelli che di più e prima di altri aspettano risposte e aspettano sostanzialmente una condizione che certamente non è scontata. Quando parliamo di giovani usiamo ormai un parametro europeo. I giovani, dice l'Europa, sono quelli che hanno meno di 35 anni, quindi è una concezione un po' ampia, ma se facciamo fede a questa concezione, il Friuli Venezia Giulia vuol dire il 22% della popolazione. Quindi potete immaginare che oltre un quinto dei nostri concittadini possono essere coinvolti. I giovani nelle loro, diciamo così, numerosissime espressioni di richiesta di attenzione, possiamo sintetizzarle in due esigenze sostanzialmente che vengono rappresentate e sulle quali sono di fatto tutti d'accordo. Poi ci sono altre specificazioni, altre modalità sulle quali magari vi sono più diverse. Nei giovani c'è una esigenza di conoscenza, quindi di una preparazione e di una, diciamo così, acquisizione di abilità molto di carattere formativo, soprattutto sempre più elevata. Dall'altra parte però vi è anche una condizione, chiamiamola così, di richiesta di esperienza. Cioè i giovani ci chiedono di essere protagonisti adesso, non quando saranno magari con qualche anno in più e quando magari avranno anche qualche responsabilità familiare. Allora, questa situazione che ho, diciamo così, tagliata con l'accetta dal punto di vista sicuramente dell'analisi, potremmo dire molte più cose, ma mi serviva solo per fare una premessa e per unirla a un'altra cosa che fa parte anche questa della consapevolezza di una regione. E quando parlo di regione non parlo dell'istituzione nella quale pro tempore io, il consigliere Jacopo, il consigliere Squini, l'assessore De Anna svolgono la loro attività. Quando parlo di regione in senso lato, un territorio, un sistema, un insieme di relazioni. Allora il Friuli Venezia Giulia da questo punto di vista è sicuramente una realtà e un territorio fortunato. È fortunato per almeno due ordini di ragioni. La prima è sicuramente per la sua collocazione, si è trovato in questi anni, a Gorizia siamo forse nel centro di questa realtà, al centro di quella che è la nuova Europa, un'Europa allargata che sta guardando diciamo così, nel nuovo millennio ad altre prospettive rispetto a quelle tragiche anche del secolo, del millennio passato. Se la guardiamo, questa nostra realtà, da un punto di vista diverso, che è quello di chi sta in altri continenti di questo mondo, guardata da Shanghai piuttosto che da Johannesburg o da Buenos Aires, questa piccola parte dell'Europa, questo 1.200.000 abitanti, questa è la porta di un sistema che vale oggi 450 milioni di abitanti, perché questa è la dimensione dell'Europa, questo è quello che oggi questa parte sostanzialmente del mondo può rappresentare. E questa è già una prima questione, chiamiamola così, una prima opportunità molto grande. La seconda è rappresentata, lo ricordava il Presidente Pittaro nel suo esordio, da quello che oggi possono significare le comunità dei corregionali. Comunità dei corregionali dei 5 continenti, i numeri sono molto diversi, però sicuramente parliamo di una popolazione che forse è tanto quanto, se non di più, quella del Friuli Venezia Giulia oggi, se mettiamo insieme le diverse regioni. E allora queste comunità sono comunità che sono inserite in quei contesti, sono ovviamente fatte di giovani e meno giovani, e io credo che in quelle comunità una delle relazioni più forti e più importanti che noi possiamo oggi mettere in campo è quello di
portare al sistema, poi cercherò di spiegare cosa significa portare al sistema un rapporto, una relazione che diventa anche di reciprocità, se volete, per certi aspetti, tra quelle che sono le giovani generazioni del Friuli Venezia Giulia e le giovani generazioni delle nostre comunità. I giovani hanno sicuramente nelle loro caratteristiche un fatto, che è quello di essere probabilmente più pronti, più disponibili, più attenti anche a muoversi, a una mobilità che diventa anche fisica, non solo quella virtuale di internet sostanzialmente. E quindi in questa relazione è una relazione che possiamo e credo dobbiamo assolutamente strutturare. Da una parte perché è la relazione che consente di mantenere un legame che è fondamentale poi per tutto il resto, perché se non c'è questo legame, anche quando parliamo di business, anche quando parliamo di iniziative, di intraprese economiche, insomma il Friuli Venezia Giulia potrebbe valere qualsiasi altra parte dell'Europa o del mondo, ma se c'è il legame, chiamiamolo così, le cose possono cambiare. D'altra parte c'è anche, e credo che questo sicuramente è una sfida che i vari focolari del mondo oggi hanno, è quella di fare in modo che ci sia un ricambio generazionale anche all'interno dei focolari, perché alla fine a fianco di chi ha costruito la storia di quelle comunità in termini di presenza e di organizzazione, vi siano i giovani che forse fanno mestieri diversi rispetto al passato, ma possano sostanzialmente dedicare una parte del loro tempo per fare questo. Niente di straordinario, non ci sono delle novità stratosferiche, questo sta già accadendo nel mondo, ci sono già altre cose. La sfida che noi oggi abbiamo è quella di fare in modo che questa condizione diventi una scelta del sistema Friuli Venezia Giulia. Queste cose non si possono affrontare in relazione ai riparti, alle disponibilità economiche che un anno ci sono, magari l'anno dopo non ci sono, poi per 3 anni magari ci si dimenticano. Cioè queste cose sono cose che fanno parte, devono far parte di quella che è la quotidianità di un sistema che è fatta di istituzioni, che è fatto di imprese, che è fatta di realtà associative, dove all'interno di questo ovviamente le associazioni dei corregionali, quindi Friuli nel mondo innanzitutto, diventa e potrebbe diventare davvero il motore di questo processo. Per fare in modo che questo tipo di operazione venga sostanzialmente consolidato, è chiaro che l'incipit per questo tipo di operazione è quello di poter lavorare sostanzialmente su un interscambio soprattutto di giovani che possano tornare in Friuli Venezia Giulia per periodi più o meno lunghi della loro vita e fare qui una parte della loro, diciamo, crescita di conoscenza, ma anche dall'altra parte forse una crescita di esperienza che rende, diciamo, questo tipo di legame un legame molto, molto forte e sicuramente assolutamente duraturo nel tempo. Queste non sono cose strane, sono cose che in parte ci sono e che sicuramente hanno a che fare con una serie di opportunità che la nostra regione, intesa come sistema, già oggi diciamo così consente, da quelli che sono gli spazi nell'ambito dell'istruzione a quelli che sono l'offerta del sistema universitario regionale, a quelli che sono le sempre più richieste attività, diciamo così, post laurea, post diploma, i famosi master che poi portano alle specializzazioni, e da ultimo anche quello della ricerca. Potremmo fare un lungo elenco di situazioni di questo tipo, da quelle che ad esempio Friuli nel mondo ha già portato avanti in questi anni, come studiare in Friuli, o quella iniziativa che riguarda il MIB di Trieste sul corso Origini per quanto riguarda lo sviluppo industriale, o quell'altra iniziativa che molto opportunamente in questi ultimi anni una realtà storica del nostro territorio, quale la scuola mosaicista del Friuli, sta facendo rivolgendosi a questa realtà. Ma ce ne sono anche delle altre
che non sono state ancora esplorate da questo punto di vista e che possono diventare davvero una cosa straordinaria. Penso ad esempio a quello che è l'opportunità che noi abbiamo in Friuli Venezia Giulia, unica presenza nel territorio nazionale, del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico che sta a Duino, una realtà che oggi ospita studenti di 80 paesi del mondo e che è una realtà internazionale per eccellenza riguardo agli ultimi anni della scuola secondaria superiore. Basterebbe convertire una parte degli sforzi anche finanziari che la Regione sta facendo da tempo per queste istituzioni in borse di studio specificatamente mirate a quelli che sono i discendenti dei nostri professionali, e avremo in questa dimensione internazionale sicuramente anche il salto. Ma lo stesso sistema universitario che vede già oggi una realtà sia nell'Università di Trieste sia nell'Università di Udine di una presenza di giovani che vengono da fuori del territorio regionale e nazionale significativa, che sicuramente anche utilizzando risorse comunitarie che ci sono, si tratta solo di portarle a casa, abbiamo a disposizione per poter fare questo tipo di operazione, lo stesso tipo di operazione. E da ultimo, che poi può sembrare una dimensione per pochi, ma è una dimensione davvero straordinaria che oggi anche il mondo delle imprese guarda con molta attenzione, il Friuli Venezia Giulia forse pochi lo sanno, è la regione italiana a più alta intensità di ricercatori. Noi abbiamo una densità di ricercatori rapportata agli abitanti che neanche la Silicon Valley della California passano dal Friuli Venezia Giulia a circa 8.500 ricercatori all'anno, di questi la metà sono, diciamo così, in transito, mentre la metà sono stanziali. E anche qui ovviamente ci sono degli spazi assolutamente interessanti. Quindi, andando a concludere, oggi noi abbiamo questa sfida davanti, cioè quello di far diventare sistema che funziona, sistema che diventa un riferimento, alcune opportunità che già ci sono. Questo in virtù di due ragionamenti, credo molto semplici. Da una parte, sicuramente con i giovani è possibile, è opportuno fare cose che interessano i giovani. Io dico sempre che con i giovani fanno le cose con, non per, e quindi la formazione, la possibilità di esperienze, di stage, di crescere quello che è il valore sostanzialmente della persona sicuramente ha questa caratteristica. D'altra parte, io credo che questa è la seconda, ultima considerazione che voglio fare, i giovani e il capitale umano sono, soprattutto in tempi come questi, il più grande investimento che noi possiamo fare per il nostro futuro. Friuli Venezia Giulia lo può fare con le sue comunità regionali, sta alla nostra responsabilità e alla nostra capacità di renderlo tutto. Buona giornata a tutti. Grazie per aver tracciato un quadro complessivamente positivo, no? Di quella che è la situazione del Friuli Venezia Giulia, pur in costanza di problemi che riguardano un po' tutto il mondo. È giusta anche l'apertura verso i giovani che devono costituire un motivo di particolare attenzione. Personalmente ritengo che proprio i giovani di popolare sparsi intorno al mondo gradirebbero entrare in contatto con qualche giovane friulano stanziale in più a livello di organi direttivi, a livello di istituzioni. Adesso avrebbe dovuto intervenire l'assessore Claudio Violino, che come già è stato detto è possibilitato da partecipare, viene più che degnamente rappresentato dal dottor Mirko Bellini, il quale ci parlerà di Culanestre Muse. L'agroalimentare regionale di qualità si presenta al mondo con la griffe del tipicamente friulano. Prego. Grazie Bruno. Innanzitutto porto il saluto dell'assessore Violino che non è ancora pienamente presente, è rientrato dopo la convalescenza, per cui oggi non c'è. Però abbiamo avuto occasione insieme all'assessore Violino di fare qualche viaggio, visitare i friulani che sono in giro per il mondo. Recentemente l'assessore era anche giù a Besonella e abbiamo visto che è vero che il Friuli è una terra di grandi migranti. Io, la mia famiglia era migranti,
miei, ma abbiamo visto che c'è una parte di friulani che ha fatto anche dell'agricoltura in giro per il mondo e che sta facendo dell'agricoltura in giro per il mondo. Un particolare riferimento in questo momento può essere fatto agli amici di Avellaneda, che partono tanti anni fa da Gorizia, creano un qualcosa di particolare con una distanza di 100 e più anni a contenere una carapa frullata, no? Quindi vedere, e io dico che l'agricoltura del Friuli, la carapa frullata o no, per noi che seguiamo l'agricoltura di questa regione è comunque uno stimolo, è comunque un obiettivo in più per portare avanti un'agricoltura che in questo momento soffre. Lo sapete, la crisi economica che attanaglia tutti i mercati, che si fa sentire anche in questo settore. È chiaro che il Friuli è una piccola regione, lo diciamo sempre, che fa della qualità l'unica sua bandiera all'interno del settore agricolo. Siamo nella provincia regina per quello che è il vino bianco d'Italia, il Friuli è la prima regione per fare il vino bianco d'Italia, non me ne voglio Pittero, ma il Coglio dobbiamo riconoscergli quello che è, no? Quindi quando si parla di Friuli si parla di vino bianco, in giro per il mondo si parla di Coglio, si parla di queste particolarità che la nostra regione sa produrre. I prodotti agroalimentari del Friuli però non servono per vivere. Tranquillamente noi possiamo andare in un supermercato oggi a acquistare dei prodotti per vivere che hanno un prezzo troppo basso perché il Friuli riesca a produrre quella qualità. I prodotti dell'agroalimentare di questa regione servono per vivere meglio. Possiamo mangiare un prosciutto crudo, marca nazionale, che costa un 20, 30, 40% in meno del prosciutto di San Daniele, ma sicuramente non troveremo quella qualità all'interno di quella fetta di prosciutto che è il prosciutto di San Daniele statale. Ed è questa l'arma che il Friuli deve portare fuori, la deve portare fuori in Italia in primo, perché il primo nostro grande mercato è il mercato italiano, la deve poi portare fuori in Europa e in giro per il mondo. Quindi il punto di passaggio del cardine fuori dal Friuli siete sicuramente voi con le nuove generazioni che vengono avanti. Parlava bene l'assessore Molinaro prima, stiamo e dobbiamo guardare sempre di più a queste nuove generazioni, anche noi dell'agricoltura, per far consumare il nostro prodotto. Forse dobbiamo cambiare l'immagine di questo Friuli, non è più l'immagine, non è più il Friuli di una volta. Io vivo in un paese di 150 persone, abbiamo naturalmente più emigranti che non residenti, e quando l'emigrante ritorna pensa di ritrovare ancora quel Friuli di una volta, no? La vigna, il configno, nonno, queste grandi. Questo Friuli è cambiato soprattutto nel profilo dell'agricoltura. Oggi la nostra agricoltura deve confrontarsi con l'agricoltura di tutto il mondo. Dobbiamo farci riconoscere la nostra qualità, però abbiamo inevitabilmente dall'altro lato un'agricoltura che, se non ci diversifichiamo, andrà a globalizzare anche questo Friuli. Fare e produrre mais oggi in Friuli, chi viene dagli Stati Uniti lo sa benissimo, è un'utopia pensare di portare il nostro mais a concorrenza con il resto del mondo. Io ho lavorato prima per delle aziende che avevano circa 10.000 ettari in Romania e trattavamo di fornire direttamente il Marocco del frumento che partiva dalla Romania e dal Marocco. Questo non è il business del Friuli. Il business del Friuli sarà la qualità che deve essere portata fuori anche tramite voi che siete il primo punto di contatto fuori da quello che è questa terra. Dobbiamo però cambiare il sistema di comunicazione, dobbiamo rivolgersi di più alle vostre generazioni, riuscire a parlare con i ragazzi che sono il futuro di questo Friuli che è in giro per il mondo. È anche vero che diventa difficile presentare l'agricoltura del Friuli o continuare a pensare che il Friuli sia la Brovada del Mosè, la polenta, piuttosto che questi prodotti. Diventa difficile perché non rientrano più nelle diete moderne. Quindi, ed è la parte più importante che il Friuli oggi deve fare e che già da un po' di anni si sta portando avanti, è la costruzione di filiere di prodotti moderni da riuscire a inserire sui nuovi mercati commerciali prodotti in Friuli con il marchio Friuli. Ed è qui l'altra parte fondamentale. È facile comunicare per vendere il prodotto agroalimentare friulano,
legandolo all'immagine del Friuli, ma soprattutto all'immagine friulana. Io ho fatto 15 anni direttore commerciale in giro per l'Italia e per l'Europa e vi posso garantire che non c'è mai stata una volta nella quale io sono entrato con un catalogo dei prodotti friulani che quantomeno il ristoratore o il cliente non vi stava ascoltando, perché il friulano oggi è ancora un sinonimo di qualità. Quello che abbiamo fatto e quello che avete fatto in giro per il mondo voi, rappresentando il Friuli, lo dobbiamo utilizzare per dare un marchio a questi prodotti agroalimentari. Quindi l'immagine che è stata costruita di persone serie, qualitativamente valide, che sanno fare un lavoro, si traduce anche nei prodotti che noi facciamo. L'assessore Violino ha creato un marchio e si chiama tipicamente friulano. L'abbiamo presentato in Unione Europea e presto riusciremo, tramite la quadra della certificazione di qualità di questa regione, a metterlo sui prodotti. Quindi un consumatore che vedrà che cos'è, dove vedrà l'aquilotto del Friuli, saprà che quel prodotto viene dal Friuli, saprà che quella è una qualità garantita dal Friuli Venezia Giulia. Quando l'ho presentato in commissione, in comunità, in Unione Europea su a Bruxelles, mi hanno detto: ma voi chi pensate di essere, voi del Friuli, per dire che quella è una qualità? Beh, dico, questa è la nostra qualità, noi ci mettiamo alla faccia. Se dopo il consumatore ci crede bene, se dopo vuole avere delle altre valutazioni di qualità o delle altre certificazioni di qualità, faccia pure, però la regione Friuli Venezia Giulia dà una sua garanzia di qualità. Ed è questa la sfida più importante: riuscire a creare nuove filiere con dei prodotti che arrivino nelle moderne diete, quindi che si riesca ad andare a vendere, unitamente però all'immagine di quella regione che pian piano sta sempre di più cercando di farsi largo in giro per il mondo. E qui diventa indispensabile l'aiuto di chi già vive nei paesi fuori dal Friuli, ma soprattutto riuscire a far capire alle vostre nuove generazioni che il Friuli non è più il Friuli di una volta, che è un Friuli che sta crescendo anche sotto il profilo agroalimentare e che ha bisogno di uscire. Grazie. Grazie all'amico Mirko Bellini anche per la concretezza del suo intervento. Prima ha tracciato il solco, adesso mentre ha detto il seme. Garghetta, che tocca a te di nuovo, presidente della provincia di Gorizia, la primavera della comunità aperta. Beh, allora sono nella veste per me non consueta di dover fare una relazione su un tema specifico, però l'ho fatta volentieri, perché quando mi sono incontrato con l'amico Pietro, abbiamo parlato, lui mi ha detto: ma guarda, mi piacciono le cose che fate in provincia di Gorizia, le cose che tu dici, e poi alla fine, insomma, chiacchierando del più del meno, siamo arrivati a un quesito, che è il quesito fondamentale, cioè l'ente Friuli del mondo è un ferrovecchio o è un modello, è un modo di affrontare il tema così della globalità, del mondo che cambia in maniera originale che possa essere utile. Allora, visto che mi ha dato un tema così impossibile, io l'ho chiamata la primavera della comunità aperta. La primavera perché fa un po' così verso la primavera araba, no? Questa idea del sapere diffuso, della democrazia diffusa e del senso di comunità diffusa. Ma soprattutto l'idea mi è venuta quando ho letto che c'è uno studio che dice che fra i 10 megatrend, cioè i mega movimenti mondiali che stanno andando avanti, uno dei 10 era ed è la riscoperta del senso di comunità. Cioè, in un mondo sempre più globalizzato, dove tutti vorrebbero fare, no, l'aziendalismo spicciolo applicato a tutto, non solo alle aziende ma anche alle province, ai comuni, alla sanità, tutto aziendalismo, c'è uno dei 10 megatrend che danno il senso della competizione. State attenti, perché dopo vi dirò, se uno vuole, anche dove si può leggere questa analisi sui megatrend, cioè elementi di forza,
è proprio la riscoperta del senso di comunità. E da qui è nato questa piccola alcune considerazioni. Allora, io parto da una considerazione, cioè che la comunità digitale e i social network cambiano i tradizionali meccanismi di relazione. Noi eravamo abituati a discutere dalla valigia di cartone alla valigia elettronica, e ognuno di noi ha un telefonino in tasca, il computer, parla col suo figlio, con il suo parente dall'altra parte del mondo attraverso il computer, con Skype, questo e quest'altro. Non è solo una questione di uno strumento nuovo, è che proprio cambia il sistema di relazione. Noi abbiamo di fronte un sistema di relazione che è diverso dal passato, e questo ci deve fare un attimino ha delle conseguenze. Una volta si metteva la sedia fuori dalla casa e si vedeva la gente che passava d'estate, oggi, voglio dire, ci si mette su internet e si telefona per parlare con qualcuno. Questa viene chiamata da alcuni la terza rivoluzione industriale, ed è di fatto qualcosa che cambia completamente il sistema. È quella che viene chiamata un sistema di democrazia diffusa contro i sistemi tradizionali di governo invece centralisti. In poche parole, io vado su internet e scopro quello che mi serve, vado su internet e cerco quello che mi serve, parlo con chi mi serve. È un sistema di sapere diffuso, distribuito, in contrasto con l'idea di un sapere concentrato e quindi anche di un governo concentrato. C'è un famoso scrittore italiano, si chiama Federico Rampini, scrive a proposito che le società complesse non possono essere governate dall'alto, che è assolutamente vero, e internet peraltro velocizza questo processo. Ecco, questo meccanismo nel quale noi viviamo, questo sistema che si espande continuamente, fa diventare più forte e decisivo il senso di appartenenza ad una comunità, che qualcuno addirittura chiama tribù, perché c'è un senso di appartenenza di questo tipo. Questo lo chiamano quelli che fanno gli abbonamenti al telefonino, no? Appartiene a una tribù o un'altra tribù, però danno il segno di questo bisogno di appartenenza. Quindi la comunità si trasforma, diventa più un legame di valori e sempre meno un legame territoriale. E qui, voglio dire, parliamo di noi. La pluralità ne trae oggettivamente un vantaggio insperato, perché fino a poco tempo fa c'era chi diceva: ma che imparino l'inglese, che imparino il tedesco, che imparino il friulano, e via di questo passo. È sempre stato questo dibattito tra chi vedeva il friulano come un retaggio del passato, sapere la propria lingua madre come un retaggio del passato, mentre per essere competitivi dovevi sapere qualcos'altro, no? Oggi invece tutto questa diversità nel concetto di comunità, per cui è un sistema di valori sempre meno un sistema territoriale, dà un nuovo senso il fatto di sentirsi friulano in qualsiasi parte del pianeta, senza necessariamente essere mai stato in Friuli, o cioè senza essere mai nato in Friuli. E qui Molinaro prima accennava ai giovani, e questo, no? Le nuove generazioni sentono la friulanità un sistema di valori e utilizzano internet, la comunità elettronica, la comunità digitale per scambiare questi valori. Ecco, non solo, il friulano, la friulanità passa da cultura folcloristica e subalterna, cioè marginale, a modello da esportare in un mondo sempre più forte nella tecnologia e sempre più debole nell'identità. Pensateci bene, tutte le aziende hanno un obiettivo, quello di fidelizzare i propri dipendenti. Tutti hanno questo problema. Le hanno le aziende, le hanno gli stati di fidelizzare i propri cittadini, perché così il mercato interno resta qua e non si va all'estero. Cioè,
questo bisogno di fidelizzare le persone e di costruire anche un'identità fittizia, se serve ma necessaria, richiede quello che abbiamo appena detto. Noi abbiamo un mondo dove c'è sempre più tecnologia e sempre più debolezza sul concetto di identità, però è il concetto di identità quello che ti permette di andare avanti. Ecco, noi dobbiamo rendercene conto, perché è vero che nel crogiolo dell'identità friulana ci sta di tutto, ci sta la nostalgia del bel tempo andato, della vita contadina, della difesa della lingua, il legame religioso, ai sistemi valoriali di ogni tipo, il lavoro, la famiglia, la casa, l'impresa. Ecco, ci sta tutto nella quello che noi chiamiamo friulanità. Ci sta, però noi dobbiamo sapere, e guai soprattutto oggi, ricordare che friulanità, quell'identità, è sempre stato un divenire e non una cosa statica, e questa cosa ci permette di poter andare avanti. Oggi l'innovazione in cui noi viviamo ci esprime con forza questo concetto. Ecco, la comunità del nuovo millennio non potrà che essere aperta, altrimenti sarà una comunità senza democrazia e senza crescita. Il concetto di comunità si associa all'idea di crescita e il concetto di comunità si associa all'idea di democrazia. Noi non abbiamo bisogno di fare recitti, noi possiamo andare tranquillamente in giro per il mondo a parlare della nostra lingua e dei nostri valori, sapendo di avere non solo qualcosa da dire, qualcosa da scambiare anche in termini culturali, ma soprattutto avere radici forti. Questo modello è un modello da esportare. È un modello da esportare, vuol dire, in un mondo nel quale tutti vestono uguale, tutti mangiano uguale, tutto è periferia uguale e tutti vorrebbero che sia così. Ecco, quindi sostanzialmente la comunità friulana in questo senso non è un retaggio appunto ma un modello, perché tiene insieme valori legami territorio e internet. Possiede cioè un grande patrimonio culturale con radici profonde e allo stesso tempo lo trasferisce in nuove forme di comunicazione che però sono qualcosa di più di pura comunicazione, sono sostanza. Ecco, eccoci qui, parliamo di noi, parliamo della nostra casa, perché di fatto è come una casa questa, no? Alcuni mattoni sono vecchi e vanno sostituiti, altri vanno ristrutturati, altre parti della casa vanno ristrutturati, altri ancora sono materiali nuovi che una volta non c'erano, come internet, ma che oggi diventano molto utili per migliorare la casa e renderla sempre più bella. Questo per affermare che internet non è, come ho detto, solo una valigia elettronica che ti serve, ma è un modo di comunicare diverso dal passato e quindi un costruttore di identità. Del resto, vi cito il famoso filosofo, è ovvio, il sistema di relazioni definisce il sistema di identità, da sempre. Ecco, in questo quadro la missione della nostra regione è chiara, deve sviluppare tutti i settori della vita economica e sociale, il settore un'idea di regione autonoma e policentrica e non di regione centralista. Non si può avere gente che va in giro per il mondo a parlare della friulanità, così come ha detto anche Bellini, la cultura della qualità. Io vado a Saulis a mangiare quel prodotto, vado a San Daniele a mangiare quel prodotto. Saulis, San Daniele non sono periferia non sono periferia di Trieste. Noi abbiamo bisogno quindi di una regione autonoma policentrica e non di una regione centralista e, per dirle in due parole, servi di nessuno, padroni di nessuno. Cioè abbiamo bisogno di una regione che svolga un ruolo che sia quel ruolo che che riconosca questa complessità in cui noi viviamo. Ciò serve a valorizzare le differenze e a sostenere il senso di comunità, perché dicono, sai, se perdiamo la specialità siamo poveri. Sì, questo è vero, ma guardate che la specialità è figlia del senso di comunità.
Se perdiamo il senso di comunità abbiamo finito. Se pensiamo che il senso di appartenenza, di comunità, che ti permette di pulire il marciapiede sotto casa tua, anche se è marciapiede pubblico, ma lo fai perché vivi in un paese, vivi in un villaggio, vivi in un mondo così, abbiamo perso. C'è un bellissimo film francese che molti adesso l'hanno fatto anche in Italia, che si chiama Qua giù al nord, e poi si è venuti al sud, che dimostra che l'Europa non è la periferia di Parigi, o non è la periferia di Düsseldorf, o non è la periferia di una qualsiasi grande città. L'Europa è un insieme di villaggi dove vivono comunità che si aiutano reciprocamente secondo un modello di welfare sociale, di community, secondo un modello diverso di società. Ecco, quindi serve a sostenere queste cose, il senso di comunità, che rappresenta un risparmio in quanto tale. Basta pensare, questo va detto, alle milioni di ore di lavoro volontario che il mondo associativo regionale regala ogni anno sia allo Stato che al mercato. Pensate ai donatori di sangue. C'è un legame, no, tra la comunità e i donatori di sangue. C'è il donatore di sangue gratis, milioni di ore, milioni, voglio dire, di litri di sangue. Senza questo senso di comunità sarebbe tutto, voglio dire, da rendicontare, da pagare, sarebbe un mestiere, com'è da molte parti. Ma non solo, un'idea di regione autonoma e policentrica è del resto l'unica idea sensata che io ho per uscire dalla crisi, perché ricorda a tutti noi quello che il senso di comunità ci ha sempre insegnato, perché il senso di comunità ti dà il senso del domani, ovvero che il motivo per cui noi lavoriamo, produciamo, studiamo e ci impegniamo è solo uno: è il bene delle persone, e in particolare per tutti noi è il bene dei nostri figli. Cioè il senso di comunità ti ricorda perché stai facendo questa cosa, che non lo fai solamente per arricchirti, ma per il senso dei nostri figli. In sintesi, l'enorme potenzialità delle nuove tecnologie ci permette di guardare con fiducia al futuro, se sapremo intrecciare le nostre solide radici con l'innovazione, ma ci costringe anche a cambiare molti dei luoghi comuni dell'aziendalismo applicato al vivere sociale. Diceva molto bene Delors, che era un politico francese, che il profitto deve essere il metro di misura di un'azienda, ma non può diventare il metro di misura della società. Concludendo, si può dire che qualsiasi sarà la scelta per uscire dalla crisi, di più Stato o di più mercato, nessuno può fare a meno di vedere che in ogni caso ci sarà più comunità. Grazie. Grazie Luca. Ovviamente ha detto delle cose molto interessanti e tracciando anche un profilo di quelle che sono i moderni mezzi di comunicazione che alterano anche quello che era l'originario concetto di appartenenza. Intanto adesso la parola passa al dottor Eddie Sommariga, che è il direttore dell'Agenzia Regionale Turismo Friuli Venezia Giulia, rappresenta l'assessore Federica Seganti, in possibilità di partecipare. Intanto è arrivato l'amico De Anna, è arrivato. Sommariga si parlerà di Friulani nel mondo, una rete intelligente per promuovere il turismo del Friuli Venezia Giulia nel mondo. Prego Sommariga. Grazie, prima di tutto i saluti e le scuse dell'assessore Federica Seganti, assessore alle attività produttive e al turismo, che oggi, pur avendo dato l'adesione, avendo confermata, non è potuta essere presente. E poi anche un mio saluto personale ai friulani nel mondo, ma a tutti noi friulani nel mondo, perché io credo che soggettivamente poco importi dove si vive, dove si lavora. Si può vivere e lavorare a Udine, a Gorizia, a Milano, a Roma, a Toronto, a Shanghai, dove volete, ma se ci si sente e si è friulani non c'è nessuna differenza. Io ho fatto 20 anni di splendida vita lavorativa a Roma, mi sono sempre sentito un friulano, mi sento dottore, mi sento un friulano del mondo. Detto questo, io da pochi mesi ho assunto la responsabilità di cercare di promuovere il turismo nei confronti della nostra regione.
Un turismo che è un settore importante per l'attività economica della nostra regione, è un settore che crea ricchezza, che dà lavoro. 50.000 sono i posti di lavoro che si trovano nel turismo del Friuli Venezia Giulia, che dà notorietà ai luoghi, ai territori, ai marchi. Un turismo che è fatto di piccole e medie imprese familiari, per tutte con testa, gambe e braccia profondamente radicate nel territorio. Aziende che raccolgono ricchezza da chi le visita e la distribuiscono nel territorio. Non tutti gli altri settori, come sapete, oggi nell'economia moderna si comportano così. Ho detto questo, parlare di turismo nel Friuli Venezia Giulia è sì andare in Polidoniego, dire un piccolo compendio della natura, però diciamocelo chiaramente, il mare è ancora il core business del turismo nel Friuli Venezia Giulia. Le presenze che si fanno in un anno per il 65-70% sono grazie a Lignano e Grado, che sono due brand noti in Europa e un po' anche nel mondo. Poi c'è la montagna, c'è lo splendido Coglio, c'è la Collinare, ci sono altre realtà di pianura, ci sono però tanti altri turismi. C'è un turismo culturale che sta diventando l'asse portante del turismo per il Friuli Venezia Giulia, senza essere velleitari, perché noi abbiamo Venezia vicino, che sicuramente dal punto di vista culturale della storia ha un mucchio di risorse, però qui abbiamo Cividale, patrimonio dell'umanità, Aquileia, patrimonio dell'umanità, abbiamo un territorio incontaminato che abbiamo saputo preservare in maniera eccellente e che molti ci invidiano. Abbiamo una serie di risorse, per esempio nello sport. Il turismo derivato dallo sport non è il turismo che deriva dall'Udinese Calcio, è il turismo che deriva dai Giri d'Italia, dai ritiri delle varie nazionali. Il cicloturismo è una risorsa economica importantissima e in grande sviluppo. E l'enogastronomia è un altro biglietto da visita della nostra terra, è quel turismo che sta in mezzo a tutti gli altri turismi. Pensate che in Italia la prima motivazione di destinazione del paese è da molti anni ovviamente la cultura, anzi il turismo è nato così, con i grandi viaggiatori, con i Grand Tour. Il secondo motivo è la gastronomia, e all'interno del rating della regione italiana il Friuli Venezia Giulia occupa le primissime posizioni nei confronti dei giudizi positivi dei turisti stranieri, quindi dobbiamo essere orgogliosi a chi produce questi prodotti di cui parlava prima Bellini, ma anche a chi li sa elaborare con una cucina che ha un'altra specialità. Io credo che non ci sia una cucina friulana. Qui fortunatamente abbiamo una cucina mista, contaminata, che ha influssi sicuramente che vengono da lontano dalla nostra storia, ma influssi germanici, slavi. È una cucina diversa, come è diversa la gente, come giustamente ricordava il presidente della provincia di Gorizia, diversa da quella che si possa trovare in qualsiasi altra regione italiana, e anche di una certa qualità e a prezzo accessibile. Bene, tutto questo insieme di cose, la diversità anche della gente della nostra terra, rende questa piccola regione presentabile nei confronti del mercato turistico, che come tutti i mercati oggi è diventato molto molto competitivo. Ma quali mercati? E vengo al tema della rete. Beh, oggi noi campiamo su friulani, veneti, trentini, altoatesini, lombardi, Emilia Romagna, e per quanto riguarda gli stranieri, benedetti siano quelli di lingua tedesca, perché noi campiamo su tedeschi e austriaci. Questo è il nostro turismo oggi, un turismo di prossimità. Se lo guardiamo ancora in questo confine, rischiamo di perdere la testa, perché la crisi economica si fa sentire, soprattutto a livello italiano, e le prospettive non sono molto rose nel breve periodo. Bisogna pensare in grande, bisogna pensare al turismo del mondo. Se pensiamo al turismo del mondo, perché in questo periodo credo come non mai una grande quantità di popolazione si sta arricchendo, sta uscendo dalla povertà. Ecco, se guardiamo il turismo del mondo, allora abbiamo prospettive interessanti per i prossimi 5, 10, 20 anni del turismo al Friuli Venezia Giulia. In questa logica noi facciamo promozione in giro per il mondo.
con schemi classici, ci appoggiamo alle ambasciate, all'istituto di cultura, all'ENIT, anche all'ICE quando c'era, ci fanno un servizio dignitoso, ci chiamano gli operatori, i buyer, ci chiamano i giornalisti, lo facciamo però senza molto cuore, lo facciamo in forma professionale e lo facciamo come fanno tutte le altre regioni, e quindi con un'operazione prevalentemente di tipo tecnico, senza un trasporto, senza un'identità, e noi vorremmo trasmettere l'identità, e questo è un elemento di attrazione in chiave turistica. Allora ecco che i friulani nel mondo, parlando con Pittaro, diventano una risorsa per noi grandissima, se vogliamo internazionalizzare ancora di più il nostro turismo. Non che i friulani nel mondo devono dare qualcosa alla regione, né che la regione debba dare qualcosa ai friulani del mondo, insieme dobbiamo trovare delle reciproci scambi, e grazie a Pittaro, ci siamo incontrati a febbraio alla BIT a Milano, abbiamo potuto firmare come agenzia del turismo con la vostra associazione un patto, un impegno a lavorare insieme, intanto a comunicare tra di noi e a spiegare chi siamo, perché io credo che nemmeno i friulani conoscono bene tutte le qualità e le opportunità che la nostra terra offre in termini di storia, tradizione, cultura. E poi anche, per esempio, organizzare, lo stiamo cominciando a fare, dei pacchetti turistici per tutti voi, le vostre famiglie, i vostri amici che si trovano nel mondo e che forse non hanno ancora, vengono forse per legami parentali, però noi stiamo cercando di professionalizzare e stiamo promuovendo dei pacchetti dedicati agli associati all'Associazione Friuli del Mondo. Ma l'ultimo passo, il più delicato, il più intrigante, è quello di poter approfittare, ecco, qui dico sì approfittare della vostra rete, che è una rete intelligente. Voi sicuramente i mercati in cui operate li conoscete meglio di quanto li conosciamo noi. Voi siete una rete quindi che potete fornirci informazioni, siete un insieme di persone, molte di successo, che hanno grande radicamento nel tessuto economico e sociale del luogo in cui lavorano, in cui sono sviluppate le nostre imprese. Avete grandi relazioni con la stampa, con le istituzioni. Ecco, tutto questo insieme di cose non esiste nel mondo se non attraverso la rete dei friulani del mondo, sopita da questo punto di vista della professione. Noi vorremmo svegliare noi, trascinarvi nella sveglia insieme a noi, insieme a Pittaro naturalmente, e organizzare delle puntate sui mercati locali insieme a voi, lavorando con voi, perché le relazioni sono un elemento fondamentale, ma il modo migliore per crescere è lavorare insieme. Non basta la relazione di rete, non basta la comunicazione, bisogna poter fare qualche cosa insieme. Così si riesce a crescere. Sarà un miracolo da affrontare? Sarà uno zoncolan da scalare? Qualcosa che io mi trovo solo di Aris, devo fare tanta strada per arrivare in cima a un zoncolan. Ma anche il turismo deve fare tanta strada. Abbiamo una grandissima fortuna, abbiamo 3 asset di sviluppo e sono tutti rappresentati qua. L'agroalimentare, vabbè, non c'è l'assessore Violino, ma c'è il mio amico Bellino. Cultura e sport, e c'è l'assessore Anna con cui è un piacere lavorare, perché lui cura il prodotto e a noi spetta cercare di fare la promozione di questo prodotto. Insieme cerchiamo di promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia e spiegare cosa c'è dietro questo nome, Friuli Venezia Giulia, quanto è ricca la nostra regione, quanta bella gente ha che vive e opera in regione e che vive e opera nel mondo. Ripeto, sarà un miracolo, i miracoli non si fanno, ma si può tentare di raggiungere. Speriamo di fare un bel pezzo di strada insieme. Grazie. Grazie, altro intervento veramente molto interessante da parte del dottor Sommariva. E ora la parola passa ad Elio De Anna, assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Il tema è migrazione, il viaggio come nuovo valore della globalizzazione. Prego.
buongiorno a tutti. Torna puntuale anche quest'anno una ricorrenza che è molto attesa dai nostri connazionali friulani, il meeting internazionale organizzato da Ente Friuli nel Mondo, e saluto il presidente Pietro Pittaro insieme a tutti e per tutti, ma anche le altre autorità, voi carissimi amici, cari amici. Questo meeting internazionale che vede una straordinaria partecipazione di tantissime persone che, per usare la lingua del friulano, si dice sparnicias parlamont, sono sparsi in tutto il mondo. Qual è il significato di questo appuntamento? Io credo che il significato di questo appuntamento sia un incontro ma anche un confronto sui valori, quali per esempio l'orgoglio dell'appartenenza e l'identità linguistica. Senz'altro qualcuno prima di me lo ha detto, anche se il nostro presidente Moody's Monti prevede nella spending review il declassamento della lingua friulana a ruolo di dialetto. Almeno questo è nell'ultima versione. Ma ci sono altri valori come la casa, il lavoro e il risparmio, che per noi hanno significato appunto lavoro, risparmio, perché la casa poi identificava il nostro percorso, quello dei nostri padri, nella famiglia, nella fede, il rispetto della legge, ma non solo il rispetto della legge, io dico spesso soprattutto le regole del nostro vivere, che è diverso, tutti dobbiamo rispettare la legge, perché se non rispettiamo la legge siamo fuori legge. Ma il rispetto invece delle regole del nostro vivere sono quelle cose che vanno oltre la legge, che noi vorremmo, come quasi tutti voi, anzi tutti voi lo avete fatto andando nel mondo, noi vorremmo che anche chi viene dal mondo qui da noi abbia il pudore, quel pudore di rispettare le regole del nostro vivere, oltre la legge. E questo è un albero della vita che ha radici culturali versate in questa regione e che estende i suoi rami, ma anche le sue preziose gemme nel mondo dove voi vivete, la maggior parte di voi vive. Come amo spesso ricordare, iniziative di questo genere non possono assumere il tono della memoria nostalgica, intendo dire, non può essere una rivisitazione o solo una rivisitazione di un mondo che non c'è più, che non ha più quelle abitudini che esistevano nel Friuli quando molti corregionali hanno preso la valigia, si usa dire spesso di cartone, e libers disponibilità, liberi di dover andare, hanno cercato fortuna per il mondo. Non dobbiamo farci tentare dalla sindrome del tercicollo che guarda indietro, ma dobbiamo guardare avanti. Ci troviamo in una fase postmoderna delle migrazioni, dove sono presenti fenomeni come il prime drain o il prime mobility, in un contesto dove c'è una situazione congiunturale, mancanza di lavoro. Pensate, quasi il 40% dei giovani compresi tra i 15 e i 24 anni non hanno lavoro in Italia, con la necessità di far emergere, questo me lo diceva un giovane industriale sabato scorso a Pordenone, la cultura d'impresa, cioè rivitalizzare quella cultura d'impresa che ci riporta, almeno nel territorio pordenonese dove io vivo, a capitani nobili dell'industria del territorio, a concetti di start-up, incubatori, angels, che sono oggi fortemente frenati da una barriera all'ingresso nella globalizzazione che è legata alla lingua. Tutti noi dovremmo dire che vorremmo parlare in inglese, ma in realtà poi ci accorgeremo che non è così. Io preferisco concentrarmi su quel fenomeno della brand mobility. Si dice spesso che esiste in Italia o in Europa una fuga di cervelli. Io non sono d'accordo. La brand mobility è non una fuga di cervelli, come spesso viene detto, ma persone che si spostano nel mondo globalizzato, inseguendo che cosa? Inseguendo ciò che si confà di più alle proprie esigenze e anche alle competenze che ha maturato nella nostra regione. Pensiamo ad esempio alle nostre 3 università, l'Udine, la Sissa, l'Università di Trieste, a tutti i centri di eccellenza che abbiamo nel nostro territorio, che oggi in un mondo globalizzato fanno sì che i giovani prendano
non più quell'emigrazione per necessità. Infatti il mondo che ci circonda sta cambiando, i nostri padri, i nostri nonni non avevano altra scelta per sopravvivere. I giovani, io credo, migrano in parte per scelta e solo in parte per necessità, ma è una necessità di tipo diverso da quella che ha costituito il fondamento dell'emigrazione storica. Sono persone che non lasciano l'Italia e Friuli o il Friuli Venezia Giulia per andare solo in cerca di fortuna, ma sono spinti dalla voglia di esplorare il mondo, magari per un breve, medio periodo, perfezionare la propria conoscenza e poi magari, perché no, far ritorno proprio in patria dopo aver assorbito nuove competenze. Alcuni addirittura partono per capirsi, per sperimentarsi, perché sono curiosi. Il viaggio e la mobilità è uno dei nuovi valori della difficoltà che noi troviamo di traghettare i nostri valori nella globalizzazione. Vi porto un esempio su quei valori storici: la casa. La casa per la mia famiglia, per me, per mio padre, per gli altri fratelli, ha rappresentato un valore non solo economico, venale, il valore dal club, dal malone. Per noi ha rappresentato anche un asse patrimoniale che ha portato mio nonno nel 1890, dopo la guerra di Libia, dopo la guerra di Caporetto, dopo la prima guerra mondiale, ad andare prima in Germania, poi in Belgio, poi in Argentina, poi tornare in Italia, poi andare finalmente negli Stati Uniti, dove ha trovato fortuna, e alla fine degli anni 20, intorno al 30, è tornato in Italia, ha preso un pezzo di terra fuori dal mondo del paese, ha costruito una casa. E su quella casa noi abbiamo costruito la storia della nostra famiglia. La casa da mio nonno è passata a mio padre è passata ai nostri tre fratelli, tutti abbiamo cercato di portare qualcosa vicino, poi alla fine di dicembre del 2010 anch'io mi sono liberato di questo patrimonio e l'ho passato alle figlie. Oggi però io non so se i miei figli pregano per me perché mi vogliono bene o perché sperano che io muoia tanto per vendere la casa. Perché la casa diventa una barriera d'ingresso nella nuova società, nel nuovo valore, nel senso che un ragazzo o una ragazza che è legato patrimonialmente, sentimentalmente come me alla casa, non intraprenderà mai un viaggio, non prenderà mai una valigia oggi ipertecnologica per andare per il mondo in assenza di lavoro. E io sono talmente egoista insieme alla mia famiglia che non ho dubbi a poter dire: sono disposto anche a mantenere le figlie perché restino nella casa per stare insieme a noi. Il mondo non è più così. Alcuni partono, dicevo, per capirsi. Il viaggio e la mobilità diventano un nuovo valore che noi dobbiamo saper traghettare nella globalizzazione, che è un modo per ritrovarsi in un mondo che è profondamente cambiato. E questa scoperta la si fa solo se si parte, se si decide di viaggiare con una valigia così vuota. Non possiamo più portarci dietro altre cose dentro la valigia. Questa valigia ipertecnologica ha la somma delle conoscenze. Cosa hanno fatto i vostri padri? Sono partiti con una valigia di cartone, dentro cosa avevano? Un paio di mutande, due paio di calze, un cambio, non avevano altro e tante speranze. Oggi, parallelamente, a distanza di tantissimi anni, nella globalizzazione il viaggio, la riscoperta, il conoscersi, l'andare in giro per il mondo per perfezionarsi è sensibilmente diverso. Altri addirittura partono per amore. Pensate, io credo che l'elemento più interessante, più devastante, metto tra virgolette in senso positivo, negli ultimi 20 anni in Europa sia stato il fenomeno dell'Erasmus. Questa possibilità che è stata data ai ragazzi di viaggiare per tutta l'Europa, di avere, direbbero i francesi, la joie de vivre, la gioia di vivere un'Europa che tutti oggi tentano, o almeno qualcuno, di mettere in discussione, ma che è un processo irreversibile. Perché per smontare il processo europeo bisognerebbe che tutti noi, o milioni di persone, 500.000, 2 milioni, 3 milioni, che da anni lavorano per costruire l'Europa, da ieri incominciassero a smontare l'idea dell'Europa. Forse tra 5-10 anni l'Europa non c'è più. Ma questo processo dell'Europa è un processo irreversibile, lo si vive quando si parla soprattutto con i giovani, che non sono più giovani dell'Italia, sono giovani che vengono da tutta l'Europa e anche giovani del mondo guardano a questa idea di un'Europa che forse nelle altre parti del mondo non c'è. Allora,
Sono tanti ragazzi, dicevo, che si trasferiscono anche per amore, sono un sentimento per ricongiungersi alla persona amata, iniziare una nuova vita, forse anche lontana da casa, poi magari ritornare qui. Qual è la politica quindi, dopo questa lunga analisi, e anche qual è la politica di indirizzo della Regione nei confronti dei corregionali all'estero? È una politica che non può prescindere da questo contesto della mobilità. E l'altro contesto, quindi la Brain Mobility, e l'altra è legata a queste persone che, giovani laureati, semplici operai, professionisti o tecnici, una volta che sono giunti a destinazione lontana, non hanno la possibilità il sabato o la domenica di rientrare in Italia e quindi sentono la necessità a Shanghai piuttosto che in California, New York, o in Brasile o da un'altra parte di riunirsi, di trovarsi, magari bevendo una birra, se non un bicchiere di vino, di parlare tra di loro e sentono il bisogno di stare insieme, al pari di tanti italiani o corregionali nostri che si sono riuniti nel Forlazzi, oppure i giuliani nei club, oppure i corveronesi nei segretariati o anche gli sloveni nei club, cioè di vivere l'appartenenza non più come un campanile ma bensì come una preziosità da utilizzare come un marchio, direi DOC, di denominazione d'origine controllata, nella speranza, lo dice sempre il Presidente Pintaro, di passare a quel vocabolo che nella lingua della globalizzazione recita business o business, cioè di fare affari. Ecco allora che da un bisogno di riunirsi, incontrarsi in una sede fisica, si passa alla necessità di una rete. Qualche anno fa, andando in uno dei Fouras, dove era una famiglia, non me lo ricordo più, durante un incontro ci fu servito da bere del vino che veniva dall'Australia. E io dissi, ma come mai si deve il vino australiano alla nostra giornata? E dice, costa $4 al gallone, costa $4 al gallone. Cioè, che vino potete pensare che si possa dare per $4 per un gallone? Allora, da questo concetto di un luogo fisico dove, ahimè, almeno questa è la mia esperienza, stranamente mancano i giovani, si passa ad un concetto di aggregazione che è la rete virtuale. Quindi il secondo valore, secondo me, da portare nella globalizzazione, oltre al viaggio, oltre alla mobilità, è il sistema della rete, del NET. In questo senso, quindi, una interconnessione in grado di comunicare e informare tutti, anche coloro che non vivono attivamente il mondo associativo. Paradossalmente può sembrare che il driver, cioè quello che poi si crea con il server, con la rete, possa contrastare con l'idea di avere il formulario con la famiglia. In realtà io credo che un aiuto che viene dato a uno spazio fisico, perché dallo spazio virtuale, dalla rete, il ragazzo o la ragazza possono trovare un modo di fidelizzarsi anche in un luogo fisico. Ma oggi l'esperienza che io ho avendo girato il mondo è che i giovani preferiscono ritrovarsi attraverso la rete virtuale piuttosto che trovarsi in una rete fisica. La regione diventa così un server, un elemento di garanzia nei confronti di tutte le associazioni, che consente appunto una specie di alambico che è centripeto perché attira, ma anche centrifugo perché poi fa circolare in rete le informazioni. Ecco, con questo pensiero voglio salutare tutti coloro che dal mondo sono venuti qui, da quelli che vengono dal mondo portoghese, benvenuto e adeus, si dice agli italiani, benvenuti, arrivederci, agli spagnoli, bienvenida e despedida, ai francesi, bienvenue e au revoir, ai romeni, vignati venite, si da rivedere, naturalmente tutti quelli coloro che sono di origine o di lingua inglese, welcome and goodbye, e anche ai tedeschi, willkommen und auf Wiedersehen, ma a tutti i friulani un saluto che nemmeno il tempo riuscirà mai a scalfire. Maria Luce e Guardia Friuli. Mancava la benedizione obbligatoria. Venditore di vino,
abbiamo completato le relazioni, adesso se danno un po' di luce in sala in modo che anche noi vi guardiamo in faccia, e se Pevere prende il gelato lo porta in giro per fare domande, il gelato sarebbe questo. A voi la parola per fare le domande, vi prego di fare domande brevi, indicare l'assessore o il direttore o il personaggio che deve rispondere. Io mi sono ancora dimenticato prima di una cosa, di salutare Nicola Ranieri di Limbiate, l'ho visto per primo stamattina. Un'altra comunicazione è questa: la chiavetta che vi hanno dato a basso, è arrivata anche la Rita dopo ore di autostrada. La Rita Zancani, presidente del Firenze. La chiavetta contiene la Costituzione italiana in italiano, friulano e sloveno. Quindi vi prego di imparare la memoria, perché l'anno prossimo sarete tutti interrogati. Questo è un omaggio della provincia di Gorizia, in particolare al presidente Gherghetta. Poi tutti i presidenti saranno chiamati qua, dove il sindaco Ettore Romoli distribuirà la medaglia di Gorizia. Bene, prima domanda, avevo visto una mano alzata, signora. Pevere, dove sei? Più bella di te. Nome, cognome e domanda. Sì, sono Ivetta Alberti del comitato del Focolare Furlano di Canberra, questo io dalla fase di presidente. Io vorrei dirigere la mia domanda a Sommariva. No. E questo riguarda la promozione della regione. Noi siamo veramente desiderosi di farlo, però non ci avete mai mandato i mezzi adatti. È da anni che noi domandiamo di un DVD che sia veramente completo sulla regione. Lei ha parlato di sport, dove c'è la storia, i paesaggi, l'enogastronomia, ci sono tantissimi aspetti, ci sono le eccellenze friulane nella ricerca, Crovigan, eccetera. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di concreto che ci duri un'ora circa per utilizzarlo per promuovere la regione. Io ad esempio sono vicepresidente della Dante di Canberra, lo farei immediatamente una serata culturale in cui promuovo il Friuli. Tra i nostri giovani, le nuove generazioni, i ragazzi che non sono stati qua, non hanno neanche un'idea di quanto è bello il Friuli, di quanta varietà c'è nel nostro paesaggio, di flora, di fauna, eccetera. Vogliamo aiutarli a promuoverlo, ma dateci qualcosa di utile. Quando è venuto Canciani, la Rita Zancani, a giugno, ci hanno dato un DVD di 8 minuti di immagini rapidissime, che è una cosa assurda per noi, inutilizzabile. Dateci qualcosa di utile, lo facciamo volentieri, vogliamo collaborare, ma dateci qualcosa. Il microfono. No, probabilmente regia. Puoi parlare anche da qua. Signora, non ho molte cose da dire perché condivido esattamente il suo intervento. Dovevamo cominciare prima o poi e con Peter abbiamo cominciato a fare questo ragionamento. Una piccola cosa, un piccolo assaggio che è molto lontano da quello che lei si aspetta, lo guarderà sfogliando questa rivista appena arrivata, la rivista vostra, in cui c'è una pagina, la prima pagina dedicata a una presentazione, non una promozione. Stiamo rivedendo i video, stiamo usando molto internet perché le reti virtuali, come dice l'assessore Anna, ma anche altri che l'hanno preceduto, sono utili, economiche e quindi possono sicuramente consentire di arrivare insieme a voi. Sulla visita, sulla presenza, su una serata, ecco, abbiamo grazie a Dio un elemento in più. Proprio l'anno scorso novembre, mi pare, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato una legge
primo firmatario Roberto Spini, che era qui stamattina, non so se eccolo qua, che prevede di piazzare in giro per il mondo, nei locali commerciali o anche nei locali istituzionali di rappresentanza, una cosa che io chiamo Santiapone, lui chiama Chiossum, che sarebbe soltanto una struttura nella quale ci sono delle grandi immagini, c'è del materiale divulgativo, ci possono stare anche dei prodotti, lo chiamiamo corner perché va benissimo in un locale ma anche in una sede per poter mantenere nel tempo un filo diretto che va al di là di internet, ma da un po' di carta, un po' di materiale. Certo, io ho detto pensiamo alla globalizzazione, il mercato mondo è molto grande, non è che possiamo, non credo che la Giunta, soprattutto con i ragionamenti fatti sullo spending review, abbia di fronte anni in cui può destinare moltissime risorse, però ripeto, con voi, lavorando insieme e mirando gli interventi, a Canberra a me piacerebbe venire e provare a fare una serata, non solo io, di presentazione del Friuli Venezia Giulia. Grazie, vi ho condiviso. Altre domande avevo visto dalle mani? Barbara Giustetti, signora Giustetti. Vuole fare a San Maria delle domande che parlava di ben prima di Esoria della Pace, presidente del Popolare di Canberra. È da anni che mi combatto anche l'onorevole Tonos, che era di un momento fa, di chiedere queste cose per il Friuli. Io ho portato molti amici in Friuli. Una delle cose che c'è molta carenza nella nostra terra sono i servizi proprio dove un autobus si può fermare e dove la gente può andare a Santa Pace a fare i suoi bisogni. Con di più, per promuovere il Friuli, il meglio è identificare come fanno tutti gli altri paesi del mondo. Se uno vuole partire da Amsterdam e andare a Budapest, c'è un declinante di 40 pagine. Io non dico che il Friuli gli occorre fare 40 pagine, ma deve inserirsi dentro le compagnie di autobus. Quando uno dice voglio andare in Italia, voglio fare il giro dell'Italia, non portarmi sempre a Napoli, a Firenze, a Siviglia, a Bologna, a Venezia. Io ho trovato gente dallo Stato, 3 autobus, fermi dopo un mezzo, gli ho detto ma siete fermati in Friuli? No, siamo partiti da Venezia e ci dirigiamo direttamente in Italia. Il Friuli vuole. Sicché le compagnie di autobus sono le prime che devono essere approcciate per dire ragazzi dove veniamo tutti. Quando uno va nella Toscana, gli autobus vanno dentro negli agriturismi e là si mangia il toscano, la loro cucina. Se gli autobus vengono da Cortina, passano per Longarone e non fanno la vaccina, giù tutti a Venezia. Sicché io vi dico, la meglio cosa di vedere è anche mettersi in contatto con le linee e con le agenzie che preparano questi tours per l'Italia. E dopo queste agenzie devono vendere i loro viaggi anche via del mondo, a New York, in Australia, a Shanghai, perché i cinesi adesso sono loro che ci hanno i soldi, e i russi. Sicché non mi resta altro da dire e grazie. Io sono molto contento di occuparmi di turismo in Friuli Venezia Giulia perché è sicuramente un settore che attrae, sul quale tutti possiamo dire la nostra, è quasi come il calcio, siamo un paese di commissari tecnici, un paese di uomini di marketing di turismo, però devo convenire che sia l'intervento della signora che il suo mi trovano sostanzialmente d'accordo, soprattutto sul riferimento a lavorare sui bus operator, che portano almeno 25 persone, tutti in gruppo, che possono nelle nostre splendide strade non pressate dai veicoli se non in 1 o 2 giorni l'anno, a differenza di quanto avviene per esempio in Veneto, possono raggiungere in un'ora Calvisio con Trieste e quindi possono girare agevolmente. Stiamo lavorando su questo. Abbiamo cominciato 4 mesi fa, abbiamo cominciato ad andare a una fiera a Berlino, se non ricordo male, in cui c'erano i bus operator europei. Concordo con lei, sono un'opportunità. Poi però il resto, noi dobbiamo fare i conti con le risorse economiche. Queste cose non avvengono gratuitamente.
dobbiamo selezionarle sempre di più. Ecco perché abbiamo bisogno della vostra rete, per poter andare dovunque se possibile. Ma se dovessimo fare autonomamente questi investimenti promozionali, io credo che il bilancio che abbiamo sarebbe assolutamente inadeguato. Ecco perché non riusciamo a fare tutto. Stimolateci, proponeteci delle destinazioni da soldare, e anche per iscritto, i riferimenti ci sono, e allora noi potremo mirare meglio, perché oggi bisogna mirare i mercati, non si può buttare nel mucchio delle proposte, perché altrimenti si viene sopraffatti dalla grande competitività che c'è nel turismo e in tutti gli altri settori dell'attività economica. Si è parlato questa mattina molto di identità. Il friulano, la lingua friulana è per legge, articolo 2, legge 482 del 1999, lingua a tutti gli effetti. Non deve essere il professor Mario Monti a declassarla e farla diventare dialetto. L'identità passa anche attraverso la lingua. La domanda la rivolgo ai rappresentanti regionali, ha fatto un cenno su questo declassamento l'assessore De Anna, ne ha parlato anche Molinaro e c'è anche Ruffani. A loro la risposta, grazie. Molinaro, saluto intanto, vi ho visto là dietro il senatore Mario Toros che è in piedi, un giovanotto che sta in piedi. Solo una risposta che si può dare, è una operazione scellerata, per usare un termine buono, e che la Regione sicuramente nel momento in cui il decreto 98, meglio che più verrà approvato, impugnerà in Corte Costituzionale, perché è una norma palesemente incostituzionale, e ci meraviglia che il Parlamento italiano non abbia sostanzialmente colto questa condizione, che non c'entra assolutamente niente con i risparmi che si possono fare in questo momento. Posso? Al microfono. Allora, signor Presidente, all'inizio di diverse autorità, si dice Presidente del Comune Comunale. Io non sono il Presidente, ma il mio Presidente si avvierà domani. Però sono il fondatore del Comune di Ginevra e in 45 anni, no 50, sono stato per mezz'ora anche presidente del Comune di Ginevra. Era il periodo del terremoto e io con il Comune di Ginevra avevamo smontato due baracche con le autorità federali, le ferrovie federali svizzera che avevano dato a disposizione tutti i carri ferroviari cercati portato in Italia, e io volevo che il Comune di Ginevra continuasse, fosse molto vicino ai friulani del Friuli nella ricostruzione. E allora ho detto, per 3-4 volte ero stato eletto Presidente, però se volessi veramente fare il Presidente dovete votare il mio programma che comprendeva ancora un aiuto sostanziale. Per quei 3 voti mi eletto il mio programma, non è stato approvato e quindi sono decaduto dopo mezz'ora al Presidente. Ma non sono venuto per queste cose, sono venuto anch'io per dire la mia opinione e dire in primo luogo che nel discorso che sono stati fatti, secondo me è mancata una cosa molto importante. Le autorità politiche nostre, regionali, eccetera, non hanno una capacità, forse a livello regionale, senz'altro. Noi c'è una regione di confine, lottiamo per mantenere questa specializzazione e attraverso i Friuli del mondo abbiamo visto che ci sono alcune imprese nostre che fanno veramente, che si elevano a potenze industriali internazionali, per non dire mondiali. Ma io quello che voglio dire, quando ho accennato un momento fa, che non abbiamo autorità politiche nostre di un certo livello, intendo dire per esempio al ruolo che Trieste può avere nel contesto europeo.
slavo, eccetera. Io sono a Ginevra da 60 anni e ho notato. Dove vive lei? A Ginevra. Ecco, ma un mondo speciale, è un mondo speciale, perché io quando sono arrivato a Ginevra è una città di 120.000 abitanti, come Trieste, per questo che faccio un rapporto, Ginevra con Trieste, per queste cose, anche perché Ginevra è circondato dal mondo francese e Trieste dal mondo slavo. Trieste ha una cultura in sé, per sé molto più ampia del friulano o dell'italiano semplice, e Ginevra evidentemente ha assorbito tutta la venga la domanda, perché allora, precisa a chi? A questa autorità che non ha, adesso abbiamo l'università e non è stata creata in vista a questo mondo, a questa nostra situazione, no? In Europa non abbiamo ancora degli uomini capaci di sostenere, di fare di tedesco, non dico come Ginevra, ma qualche cosa così tanto, cioè non ho mai sentito fare il nome di Trieste per ricevere delle commissioni internazionali o europee. Mi scusi. Siamo indietro. No, guarda, lei mi dispiace, lei vive fuori dal mondo. E mi dispiace dirle questo. Ma se lei considera... Certamente, adesso però, lei ha parlato, se può, se lei ha la cortesia di ascoltare, io cerco di rispondere. Allora, Trieste dista in distanza rispetto a Roma, che è la nostra capitale, meno da Trieste a Roma rispetto a 7 capitali europee, che sono Vienna, Praga, Bratislava, Budapest. Se vogliamo considerare anche Sarajevo sono 8, Belgrado, Zagabria e Lubiana sono 8. La regione Friuli Venezia Giulia intrattiene rapporti diplomatici e di collaborazione con tutte queste capitali. La regione Friuli, come di vicinato? Qui c'è stato il G8 a Trieste. Lei dove vive? A Trieste c'è stato il G8. L'altra settimana abbiamo fatto una riunione con 18 ambasciatori di tutti questi paesi parlando di tutte le tematiche. La FIA a Cracovia ci va perché la regione Friuli Venezia Giulia ha rapporti con la Serbia meglio ancora che i rapporti col governo italiano. Con la Slovenia, con la minoranza slovena, i rapporti del Friuli Venezia Giulia con la Slovenia sono in questo periodo meglio degli ultimi 20 anni. Progetti europei che portano risorse, non brustoline, le parlo di centinaia di milioni di euro. E io posso affermare qui, perché sono l'assessore competente, che la nostra regione ad oggi non ha restituito un euro all'Europa. Se c'è un'altra regione in Italia che può usare questa affermazione, mangio un gatto col tè. Allora, lei si rapporta con la realtà, e se no io ho il massimo rispetto per le persone, ma mi creda, quello che lei ha detto è contestualmente fuori dalla realtà esistente, perché noi abbiamo rapporti e Trieste ha rapporti. Provi solo a pensare all'istituzione, non voglio fare demagogia, ma che il presidente Calana, Haider che non c'è più, e Ili hanno tentato per 5 anni di dar vita a GET, a un gruppo europeo di cooperazione territoriale. Bene, l'altra settimana il presidente Monti ha firmato il decreto e questi sono fatti. Noi non ragioneremo più come Friuli Venezia Giulia, ragioneremo su determinati temi e opereremo su determinati temi con una realtà molto più allargata che sarà il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Galizia. E l'allargamento di quello che ha fatto il sindaco, il primo in Italia di Gorizia, Sappeter di Troida, dove hanno fatto un jet comunale. Lei provi a pensare, e dico l'ultima cosa per la scuola, e ho il coraggio di dirlo perché io vengo da Pordenone, qui a Gorizia, dove so che ci sono, come dire, ferite molto aperte. Il futuro dei ragazzi non è quello di avere 2 scuole, una in italiano e una in sloveno, è quello di avere una scuola dove i nostri ragazzi italiani e gli altri ragazzi che sono italiani ma di minoranza slovena possano studiare contemporaneamente le materie esprimendosi in italiano e in sloveno.
che non è appartenere a voi imparare, ma poi parlare anche l'inglese, il francese, il tedesco, ma quella è una lingua straniera. E quei ragazzi che vivono sul confine con l'Austria devono parlare naturalmente l'italiano e il tedesco, come nel Friuli naturalmente i ragazzi come me in casa parlano il friulano e l'italiano. Io l'italiano l'ho imparato a scuola perché a casa mia si parlava il friulano e anche un po' il veneto perché mia madre è di origine veneta. Allora questa è la bellezza del friulano, che non ha niente a che fare con il friulano nella scuola, che sono le politiche linguistiche nella scuola che fa l'assessore collega che è qui. Ma la cultura dell'identità linguistica o della promozione della lingua significa che un ragazzo che è di famiglia friulana dovrebbe parlare in casa naturalmente il friulano, un ragazzo che è sul cross border tedesco dovrebbe parlare il tedesco, un ragazzo che è sul confine sloveno dovrebbe parlare lo sloveno, oltre all'italiano e naturalmente l'italiano. Allora, voglio dirle, magari le daremo l'indirizzo internet, queste cose le facciamo. E io che appartengo alla politica, come tanti altri qui, ma io ho il coraggio di dirlo, non mi sento assolutamente in linea con quanto fanno lei. E me ne assumo la responsabilità. Chiedo scusa se mi sono dovuto assentare, purtroppo ho perso buona parte dell'intervento di Diana, le ultime parole erano perfettamente consenzienti, anche per sottolineare una peculiarità, no, del territorio dell'intero Friuli Venezia Giulia, ma in particolare di questa zona. Se mi consentite un riferimento personale, qualche mese fa è morto un amico di mio papà, aveva quasi 100 anni, abitava a Medana, che è un paese dell'immediato retroterra, e io andavo sempre a trovarlo, e lui parlando un po' in friulano, un po' in sloveno, un po' mi diceva sempre: vedi, io sono nato in questa casa qua, morirò in questa casa, tranne qualche piccolo periodo che mi hanno così portato in giro per il mondo. Sono nato che ero suddito austriaco, poi sono diventato suddito italiano, poi sono diventato suddito jugoslavo, poi sono diventato suddito sloveno, adesso mi è capito che sono europeo ma che vado in moda a tutti. Sempre la stessa cosa, senza cosa. È una cosa specchia, no, di quelle che sono le cose, quindi fondamentale evidenza che il friulano va coltivato soprattutto nei rapporti familiari. Ho un altro esempio personale che sono sempre antipatici: mio papà e mia mamma, mio papà di Cormons, la mamma cittadina udinese, fra loro parlavano in dialetto, però tutti e due loro con me in friulano. Loro non si sono mai parlati in friulano, ma io, unico figlio, tutti e due in friulano, per dire quello che è il senso, no, dell'utilizzazione del linguaggio. I vecchi dicono d'altra parte che Gorizia all'inizio del secolo scorso era una città in cui gli abitanti quasi tutti parlavano 4 lingue, e quindi questi sono i valori. Scusate l'inciso personale, avevo visto qualche altra domanda. Prego signora. No, sono in lista io. Buongiorno, Marco Rossi, segretario Focolare Forlani Milano. Riprendo il discorso con 2 annotazioni con il direttore Somariva di Agenzia Turismo FVG. Anche noi, qui mi ricollego agli amici di Canberra, abbiamo lottato per anni per avere materiale cartaceo. Partendo molti anni fa, internet era ancora una realtà molto poco diffusa per poterci affidare a questo sistema. Per anni abbiamo lottato con gli uffici competenti della regione prima della creazione dell'azienda per avere del materiale che ci era stato promesso se fossimo andati a ritirarlo, perché non ci veniva spedito. Poi, grazie alla collaborazione con l'associazione delle Proloco, da Villa Marina è uscito parecchio materiale, abbiamo fatto molta distribuzione milanese, verificando che l'interesse per la promozione è enorme. E cosa meglio che sfruttare i Focolars come ultima ramificazione per avere dei sistemi di rete già esistenti, cioè non è una rete da creare, è una rete che c'è, basta sfruttarla al meglio, costa pochissimo, basta delle piccole collaborazioni. Il materiale cartaceo che ci arriva ultimamente lo si deve alla collaborazione con l'azienda, e qui spezzo una lancia a favore di quanto di positivo è stato fatto. Le varie partecipazioni recenti alla BIT per me sono state occasioni, grazie a una persona, che cito il nome per dovere di positività, Alessia Del Bianco, che è qua dietro in sala, che ci permette di avere del materiale facilmente, viene consegnato a Milano e noi ne facciamo distribuzione. A questo punto direi ben venga la collaborazione, noi a Milano facciamo promozione a 360 gradi, cultura e prodotti.
sono le cose fondamentali. Magari sullo sport facciamo un po' più fatica, la città non ci aiuta molto, anche se il nostro emerito concittadino onorario, che si chiama Bruno Pizzul, sta vicino a un nostro negozio che vende appunto prodotti friulani. Non c'è la trota di San Daniele, non ce l'hanno, che dobbiamo vedere. C'è la trota di San Daniele. Ah, sì? È difficile da trovare perché viene consegnata raramente perché se ne produce poco, ma qui sostengo prodotto, meno prodotto, più qualità, e siamo d'accordissimo. Come la burrata, la giornata va via. Solo un invito mi permetto di fare, perché più che una domanda un invito, come magari avremo occasione di parlarne in un incontro a tu per tu. Ricordatevi che il cartaceo oggi serve ancora, non c'è solo internet. Noi, se arriverà questo corner, questo totem che porta in documenti, che parla magari di un link, io vivo su internet, sono su Facebook, c'è mezzo mondo che sa cosa faccio, sul giornale troverete il mio viaggio in Russia che è stato seguito in parallelo da Paolo mentre a San Pietroburgo facevo fotografie o a Mosca incontravo il presidente del fotografo locale. Internet esiste, funziona, i giovani sono la nostra fruizione, a Milano si fanno questi incontri con i giovani, ma il cartaceo serve sempre. Questo negozio aperto dal nostro amico a Milano, dal nostro socio a Milano, distribuisce il cartaceo dell'azienda FBG e ne distribuisce tanto. Noi sistematicamente portiamo a casa quintali di carta grazie a voi dell'agenzia, sistematicamente questa carta sparisce, quindi sostengo gli amici di Cambero per tutti, usiamo internet, usiamo le reti di comunicazione per la tecnologia di questa terza trasformazione industriale, ma usiamo ancora il cartaceo, è una cosa che non morirà mai, nei limiti della spesa naturalmente, però calcolate che voi spendete per pubblicarlo, ma non spendete per distribuirlo, ed è un grandissimo guadagno che non tutti si possono permettere a questo mondo, e non tutte le famiglie regionali, forse la Sardegna. Grazie. Grazie. Chiedo scusa, sono qui sopra, sono il presidente della società filologica friulana. Ecco, questi convegni sono fatti per dare la possibilità agli ospiti di intervenire, per far presente le loro esigenze alle nostre autorità. Intanto sarò estremamente breve, non voglio portare via spazio assolutamente a nessuno, ma mi sembrava indelicato non salutare, ecco, coloro che sono usciti dal nostro territorio, sono dati un saluto veramente cordiale da parte dei friulani che sono rimasti in Friuli e friulani che sono andati per il mondo. Detto questo, io con grande soddisfazione oggi ho assistito, ho appreso le iniziative che sono state così programmate da parte delle nostre autorità. Finalmente in questi consessi non sento parlare soltanto di valigetta di cartone regate con la mano e via dicendo, ma si sta parlando del futuro, quali possono essere le relazioni future tra il Friuli di qui e il Friuli all'esterno. A questo proposito io voglio sottolineare soltanto un aspetto, uno che è stato sollevato molto velocemente dall'assessore Molinaro per quanto riguarda, ecco, l'interscambio dei giovani. Devo dire che nella nostra regione c'è una scuola di alta specialità che si chiama MIB, la scuola, la quale dà ospitalità, ecco, con il contributo logicamente della regione Friuli Venezia Giulia e di varie istituzioni anche di privati, per dare la possibilità ai giovani che sono figli dei nostri immigrati in giro per il mondo di ritornare in Friuli con due motivazioni. Una, per assistere a un periodo veramente scolastico che si svolge nell'ambito della scuola stessa, ma cosa ancora più importante dal mio punto di vista è che questi giovani hanno la possibilità di frequentare e fare degli stage presso le aziende. Ecco, come è stato sottolineato, noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo delle aziende di eccellenza. Il fatto che questi ragazzi ritornino da noi è un fatto estremamente importante, perché questi diventeranno gli ambasciatori di queste aziende in giro per il mondo. Ecco, pertanto io l'invito che faccio ai focolari, cercate di promuovere questo, perché veramente è uno strumento interessantissimo, importantissimo per relazionarsi con i nuovi metodi, con le nuove metodologie tra il Friuli di qui e il Friuli di là. Poi un ultimo, ecco, è stato toccato qui il tasto della lingua. Ecco, diciamo subito che non vedo pericoli da questo punto di vista. Comunque, come friulano e come presidente della società filologica friulana non mi pongo tanto il problema, ma forse dovrebbero porselo
fossero le autorità politiche di questa regione, perché non credo che molti sappia se il friulano è una lingua, anche se molti è un personaggio di estrema capacità, cioè, però evidentemente c'è qualcuno, qualcun altro che vuol minare, ma non la lingua friulana, ma credo la specialità del Friuli Venezia Giulia. Cioè, se loro dovessero riuscire a declassare la lingua friulana a dialetto, fate per certo che noi rischiamo di perdere la specialità di questa regione, perché uno dei motivi per cui noi siamo riusciti ad avere questa specialità è proprio la presenza nella nostra regione di diverse culture. E a proposito di culture, ecco, mi rivolgo e chiudo immediatamente al sindaco Romoli, che ha voluto ricordare che la società filologica è nata proprio qui a Gorizia, dove ci sono queste due comunità, la comunità friulana e la comunità slovena, che fino a ieri forse si combattevano tra di loro, che invece hanno capito che facendo fronte comune si ottengono maggiori risultati. Oggi tra la società filologica friulana e le istituzioni di cultura slovena c'è un ottimo accordo, un ottimo feeling, e questo serve a dire che la cultura unisce e non certamente divide. Ecco, grazie e auguri a tutti quanti. Grazie. Un saluto particolare al Duca del Ducato dei Vini Friulani in via Rovilocca, che è una bella mostra di sé, come tradizionale carta al vino. Ciao Piero. Allora, sono Rita Camberiano, presidente del Focolare Friulano di Firenze, e sono anche nel Consiglio dell'Ente Friuli nel Mondo. Allora, io voglio ringraziare innanzitutto il presidente Pittaro, che ha fatto questa convegna, che ha invitato i politici regionali, e ringrazio anche loro perché finalmente abbiamo una convegna assolutamente pragmatica, e anche la vivacità del dibattito lo dimostra. Quindi grazie al presidente Pittaro e grazie ai politici. Se ho capito bene, sbaglio dicono, mi sembra che oggi abbiamo colto un'importante apertura dell'assessore Molinaro, che su progetti rivolti ai giovani, borse di studio, l'assessorato e la regione sono disponibili ad ascoltarci e quindi a darci il supporto. In particolare però io vorrei parlare del settore del turismo, per due motivi. Primo, perché mi sento responsabile di aver portato avanti questo progetto in seno all'Ente Friuli del Mondo, e quindi aver molto spinto il presidente Pittaro. E poi perché volevo dire che non siamo assolutamente all'anno zero. Prima di tutto perché noi focolars, italiani, europei, siamo dentro le statistiche che l'Agenzia del Turismo e FVG ha, perché noi già portiamo turisti in Friuli, promuoviamo. Io sono dello Spilimberghese e lo dico con un grande affetto, un grande rimpianto. Quando d'estate tornavano gli immigranti dal Belgio, dalla Francia, che occupavano le case di Castelnuovo, di Tramonti, di Travesio, e andavano al mercato Spilimbergo e parlavano un po' francese, un po' furlano, e dicevano che sono arrivati qui. Quindi abbiamo assolutamente portato sempre linfa all'economia del turismo regionale. Seconda cosa, siccome siamo friulani e quindi dobbiamo avere rispetto della civiltà del lavoro, va detto che su questo accordo che abbiamo fatto, un grande apporto l'hanno fatto e ci hanno creduto molto il Focolare Friulano di Firenze e il Focolare Friulano di Bologna, che oggi non può essere qui, perché a preparare tutto il TROI tra Firenze e Bologna e la sede un po' decentrata della Gira del Turismo l'abbiamo fatto noi con grande convinzione. Mi sono piaciuti moltissimo anche gli interventi degli amici australiani, oltretutto so che il presidente Galafas è una grande personalità australiana, quindi lo scopo di questo accordo è stato prima di tutto quel minimo di scontistica ma altamente simbolica sulla carta del turismo FVG, perché per la prima volta, e vi invito a comprarla,
quando noi ti Furlan si torniamo in Friuli, e viene un ente che riconosce che forse sei differente di tutto che hai, perché se lui che sono turisti, ma non si turisti, un po' differenti. Seconda cosa, a Firenze noi abbiamo già ampiamente collaborato, perché quando voi avete fatto il workshop, e spero che questo a lei piaccia, quello che lo dico, il lavoro culturale che noi abbiamo portato avanti in questi anni nelle nostre associazioni ci hanno consentito di acquisire delle conoscenze assolutamente straordinarie sulla storia del Friuli. E quindi quando l'Agenzia del Turismo è anche ultimamente venuta a Firenze e io sono intervenuta, ho dato qualcosa in più per stimolare i toscani a venire in Friuli. Quindi è l'aggiunta, l'accordo che è stato fatto, la scontistica e il riconoscimento nostro. Il secondo è semplicemente un quadro dove noi dobbiamo mettere dentro i progetti. E siccome io sono abituata nel privato, poi bisogna scendere nel chi fa cosa, dove, come. Quindi è un documento aperto, però non siamo assolutamente all'anno zero. In particolare il Presidente della FASI che pensi che sei tempi allo paesano, che è da top, no? Ecco, una delle emozioni ultime che ho avuto in Australia, a lei da si alzò con tutto panca, diceva Gin Gin chi si intarse, io che sono da Dusacchia, che era un altro furlano. Benissimo il tour operator, però io vorrei sentire un'idea diversa, vorrei anche da cominciare a diventare un po' classica e decente imprenditoriale, anziché fare profis a che è tour operator, io quindi studio bene la roba, quindi sì, assolutamente disponibile. Volevo dire qualcosa anche al Presidente Gherghetta, mi fa piacere che lei abbia tradotto la Costituzione italiana anche sloveno, nella speranza che sia pienamente consapevole della sua potenza e validità culturale. Grazie. Sono Arvo Lucco, Presidente del Focolare Furlan di Basilea. Dunque, innanzitutto un ringraziamento, un saluto per l'intervento e soprattutto per i contenuti. Sono perfettamente d'accordo con Rita che ha detto che questa convention, convinti sì, Furlan in pratica, è molto pragmatica. Io mi ricordo che la prima volta che abbiamo avuto un'edizione del genere era a Cividale e c'era ancora il giovane Elio De Anna, allora che no, l'abbiamo salutato, questo è semplicemente non per perdere tempo, ma una premessa per convincervi, ma penso che i risultati anche vi illuminano, che alla festa tradizionale, il corteo, il pranzo, eccetera, che aveva concentrato per decenni in fondo questa attività, avete aperto questa sabato, che poi è diventata una tre giorni, perché ieri sera i presidenti erano anche per una riunione non del tutto conviviale. Ecco, avete aperto veramente a piani che poi hanno un riflesso, perché noi durante l'anno, qui ci sono gli amici anche di Basilea, in pratica, non è che sogniamo di venire qui a fare la bufanda, ma è un punto di incontro e di scambio, soprattutto di arricchimento. Grazie. Io ho incontrato Gherghetta chiedendogli dove era l'auditorium. Poco prima di venire qui in fondo, grazie dell'apertura effettivamente umanistica nella sua relazione. Poi ci dirà quell'indirizzo anche che aveva promesso, ma poi anche gli altri interventi, tutto ci hanno fatto pensare effettivamente a quello che noi fin dagli inizi, io posso ricordare solo questo, che nel dicembre del 1969 ero assieme ad altri amici di Basilea, tra cui il primo rappresentante nella prima consulta regionale dell'emigrazione in Italia, che è stata quella del Friuli Venezia Giulia, eravamo a fare le dimostrazioni per l'Università Friulana. Ma questo non è per citare chissà che cosa. Che cosa è avvenuto nel gennaio del 2012? Che, quello Presidente, le Presidente io, pensare che tu mi dicessi sa. Nel gennaio del 2012
a seguito anche degli incontri che noi abbiamo avuto per il 50° di fondazione del Focolare Friulano di Basilea, che è il primo in pratica fondato in Europa, non a caso anche il più anziano, il più antico rimasto, c'è stata la visita ufficiale del rettore dell'Università di Basilea, che è la più antica della Svizzera in assoluto, perché quella di Zurigo è stata fondata solo 175 anni fa, quella di Basilea è stata fondata da Papa Piccolommo 550 anni fa, ma non per questo, è perché è molto importante, il quale è venuto a visitare con un delegato ai rapporti internazionali la direttrice Compagni, fa parte delle eccellenze friulane, perché devo dire che abbiamo avuto molte occasioni appunto di apprezzare. Ecco, quello che è il ponte che unisce in fondo le attività dei focolari, e qui ritroviamo, cioè questa attività poi abbiamo curato evidentemente anche i rapporti con l'università, e mi permetto di dire che in fondo sì questi rapporti commerciali, sì questo rapporto turistico eccetera, però la base, quello che ci unisce, quello che ha fatto intervenire il governatore dei cantoni, che voi sapete che i cantoni di Svizzera sono Dio non tu, in fondo sono intervenuti al nostro cinquantenario, quello della città, della Campania, è un rapporto culturale, cioè noi non è che siamo gli accademici, tutti accademici, anzi, però veniamo apprezzato molto, ognuno nel proprio campo, per competenza, serietà, per quelle che sono le caratteristiche effettivamente della nostra gente friulana, e questo ha tessuto negli anni appunto un risultato che si è esternato nella visita di questi due rettori, quello che per me è stato, ho partecipato anche, cioè, ma commovente sotto quell'aspetto lì, anche perché riuniva tutte queste componenti, questi sviluppi. Ecco, da un lato, in fondo, che il sottofondo deve essere culturale, oltre che, cioè, un allacciamento, una rete che però deve avere il sottofondo culturale. L'altro aspetto, e questo è emerso durante gli eventi del cinquantenario che abbiamo avuto a Basilea, c'è stato il convegno europeo dei Focolars. Lì ci siamo già confrontati con queste componenti che, come dico, apprezzo e finora mancavano, componenti reali. Mi ricordo che un collega di Bratislava a un certo punto ha rimproverato questo mio socio, in modo benevolo, per questa scordinazione delle istituzioni regionali nei nostri confronti. Cioè c'erano rapporti che poi sfociavano in una sporadicità, in qualcosa di discontinuo, eccetera, e danneggiano gli sforzi che in effetti sono molto intensi da parte delle nostre istituzioni. Il risultato di oggi ci incoraggia a crederlo, ma noi vi invitiamo effettivamente sulla base delle esperienze che abbiamo avuto di coordinare per cortesia a livello regionale anche queste nostre attività, perché queste non fanno altro che supportarci in quelli che sono i nostri rapporti anche sul territorio. Altra cosa, so che sarà un mio desiderio, è quello di riunire un po' queste associazioni che a livello anche, parliamoci chiaro, europeo e anche internazionale, le associazioni dei friulani sono competitive e si sbranano certe volte fra loro. Per cortesia, non metteteci in questa difficoltà che veramente, insomma, è una cosa vergognosa di vedere associazioni supportate anche a livello istituzionale, provinciale o regionale, eccetera, vedere che si combattono fra loro. Non ha senso. Bisogna in effetti che riuniamo gli sforzi su quella falsariga, quei paradigmi che voi ci avete dato. È solo così che ha un futuro, in fondo. È solo così in effetti che possiamo anche parlare di un'identità, se no dopo è un po' farisei quella cosa. Adesso vorrei chiedere l'ultimo aspetto, che è un augurio tutto sommato, e portarlo come senso positivo. Si è parlato del tipicamente friulano. Il Focolare Friulano di Basilea ha avuto una manifestazione a livello svizzero con la partecipazione di 80.000 persone ed era una delle pochissime regioni, perché bisognava avere veramente un'organizzazione, e ha inaugurato in quella occasione col permesso ufficiale della regione le magliette del Focolare Friulano, e sul retro noi abbiamo i marchi tipicamente friulani, per cui noi domani dobbiamo portare, faremo anche una fotografia, una presenza con queste magliette che sono una formalità, ma che in effetti hanno alle spalle molti accordi anche a livello internazionale tra la Svizzera. Ricordate che noi siamo extracomunitari, proprio a livello, dobbiamo portare tutto, è una difficoltà enorme, quindi bisogna stabilire dei rapporti anche bilaterali che siamo riusciti a portare, e attraverso la maglietta abbiamo consacrato. Adesso vediamo anche nelle estati friulane spessissimo comparire questo, ed è un bellissimo marchio, è un tipico, e
auguriamo ogni bene a questo. Grazie e buona di Basilea è una realtà straordinaria, io ho avuto il piacere di partecipare e di verificare, ma come siano particolarmente attenti anche agli aspetti soprattutto culturali. Per la verità sono stato invitato a parlare di mangiare di bene, l'ho fatto volentieri, anche quello è un aspetto. Allora, signori, direi c'è ancora un intervento perché poi i tempi stringono. Sarò breve. Breve. Io sono Milena Bertoluzzi di Argentina, San Francisco Córdoba, ma più di chiedere porto qui un invito dei giovani di Argentina che si sono organizzati da soli, cioè da devasti, diciamo, e mi hanno chiesto di portare per il Presidente Pittaro, che in modo particolare per l'assessore Molinaro, un saluto speciale, questo è un regalo, diciamo, un ricordo di loro, e a tutti i presidenti di tutti i popolari che sono qui, dirvi che i giovani nostri invitano a tutti i giovani dei popolari friulani sparsi nel mondo a partecipare, a organizzarsi della stessa maniera che loro si sono organizzati, perché noi vediamo che molti popolari scompaiono per mancanza di gioventù. Dunque, credo che è importante, per assicurare la nostra tradizione e la nostra continuazione, occuparsi dei nostri giovani. Dunque, non parlo più, questo se mi permette. Sì. Alla signorina che provvederà a consegnare. Grazie. Grazie, grazie. La ringrazio, ma parleremo di questa cosa. Volevo fare una pausa perché il presidente del Focolare di Domont, che non sa esprimersi in italiano perché fa parte della generazione dell'immediato dopoguerra dove non si parlava quasi mai italiano in Francia, voleva rendere omaggio al presidente Pittaro e all'ente Friuli nel mondo portando lui una replica della statua dell'emigrante che è stata inaugurata in occasione del gemellaggio fra Domont e Buia. Allora, velocissimo, dai. Buongiorno a tutti, mi chiamo Sonia Cossettini, sono di Renata Royale e faccio parte del gruppo del Focolare Furlan, del gruppo dei giovani di Roma, dove vivo lì da 7 anni e mezzo, e da quando sono arrivata sono una di quelle che è emigrata per cercare di diciamo arricchire il Friuli, quindi poi per tornare in futuro e portare ricchezza nella mia città. E da quando sono lì non ho fatto altro che cercare di promuovere il friulano in tutti i modi. Mi occupo di storytelling, che è la tradizione orale di raccontare le storie, e ho messo su tanti spettacoli in friulano, uno dei quali, per esempio, per dirvi velocissimamente, Usconti un Conte, vi racconto una storia. È uno spettacolo in cui racconto delle storie popolari della tradizione friulana, mentre mia madre lavora il cartoccio, che è lo scusi, una tradizione tipica friulana, e siamo accompagnati da un musicista. Mi piacerebbe organizzare uno spettacolo che parli delle migrazioni dei friulani, di quello che è stato negli anni 50-60, ma non per ricordarsi sempre di quella valigia di cartone, ma cercare di guardare al presente e di migliorare tutto quello che si può migliorare nel futuro, cercando quindi di interagire con anche gli altri focolari furlans e con tutti i giovani che si trovano all'estero, proprio per far vivere queste storie, per fare in modo che non muoiano e per fare in modo che qualsiasi giovane, qualsiasi friulano in tutte le parti del mondo che decida di partire, parta con una memoria che si porta dietro e che cerca di migliorare, comunque di portare qualcosa alla propria terra.
Quindi colgo l'occasione, so che ci sono qui molti presidenti di vari Focolars Furlan, mi piacerebbe tantissimo mettermi in contatto con loro per cercare di mettermi in contatto proprio con questi giovani e anche con i meno giovani per appunto ricevere le loro storie e poter organizzare uno spettacolo per creare anche un'ulteriore fonte di turismo culturale. Quindi oltre ai volantini, internet e tutto quello che si può creare manualmente, ma avere anche una testimonianza concreta di quello che sono stati i friulani e di quello che possono riuscire a fare i friulani nel mondo. Quindi poi insomma sono qui, siete ben invitati a, insomma mi piacerebbe avere i vostri contatti, ecco. Grazie. Grazie. Dai. Ieri Pitta non mi ha detto Bruno bisogna dare un taica, però taica nel senso d'Italia, non di bicchiere di vino. E ora c'è il taica. Io chiedo scusa se sono per ultimo e devo parlare, ma dovevo per forza portare il saluto forse del più anziano dei presidenti di Focolare del mondo. Scherini, che compierà fra qualche mese 98 anni, non può essere presente oggi perché è appena uscito da un giorno. Comunque noi l'occasione anche perché tutti gli anni dall'80 facevamo 1 o 2 pullman per venire a queste convention e a visitare il Friuli, e quest'anno il Focolare di Latina compie 50 anni. E mi dispiaceva quest'anno non siamo riusciti a fare il pullman, eravamo 22 persone, non 40-50 come negli altri anni, per cui abbiamo dovuto disdire. Comunque abbiamo voluto essere presenti perché per queste 2 manifestazioni, dei 98 anni del Presidente e 50 anni del Focolare Furlan di Latina, volevamo essere presenti e dare la nostra testimonianza. Noi come Focolare di Latina, oltre che il turismo con il pullman che dal 1980 sempre ogni anno organizzavamo per Friuli, portiamo a Latina parecchi prodotti di vini, formaggi, grappe, umane, quindi diamo un contributo alla regione Friuli Venezia Giulia. Spero che anche gli altri focolari facciano altrettanto. Grazie. Ettore Scherini ha 1000 vite, è appena avuto un problema enorme, è ritornato come prima, ci manda le poesie che pubblichiamo, gli facciamo tante auguri. Sì, augurissimi. Prego. Un momento solo, volevo aggiungere qualcosa al Presidente Greghetta. Sì, se porto un mio saluto particolare a Ettore Scherini perché voi sapete che il monumento al bonificatore che avete fatto sull'Agro Pontino è stato fatto con finanziamento della provincia di Gorizia, che lui è venuto proprio a strapparmi, voglio dire, dal bastone, è venuto a strapparmi il finanziamento. Quando che era soldi, adesso ecco, però io non sono riuscito poi a essere presente lì all'inaugurazione, mi ha mandato la fotografia e tutto quanto, quindi diciamo così un saluto particolare a questo. E poi se posso ancora un breve cosa all'intervento che era precedente, quello sull'iniziativa culturale, sugli aspetti che sono cose sicuramente interessanti che secondo me vanno sviluppate. In questo proposito vorrei, domani ci sarà una piccola sorpresa per coloro che andranno anche al pranzo che verrà adibito presso l'ente fiera qui del comune della provincia di Gorizia, del comune di Gorizia, e ci sarà proprio la mostra che abbiamo attrezzato per tempo noi, quella su arrivi e partenze degli immigrati proprio dalla provincia di Gorizia in giro per il mondo. È una mostra fotografica con anche dei opuscoli, l'abbiamo anche catalogata, ed è un bel punto di partenza per fare questi ragionamenti che secondo me non sono mai trasportati, questo è il concetto. Prego signore. Buongiorno a tutti, mi ha consentito di presentare un po' il nostro Focolare di Lione e che porti
saluti del nostro presidente Danilo Vergio. Dunque parlavamo di turismo. Io cerco di fare in modo di portare anche in Francia il turismo attraverso la squadra di calcio, che non abbiamo parlato della squadra di calcio dell'Udinese, che ha fatto una stagione meravigliosa, e dove porto giù a Saint-Étienne, che faccio parte dell'associazione del club del sportivo della Saint-Étienne, una squadra di calcio molto conosciuta, e dove ho messo la bandiera di Udine, dell'Udinese, non so più dell'Udinese, delle sciarpe e compagnia bella, dove anche ieri sera ho avuto un incontro con il vicepresidente dell'Udinese Club per gli scambi di diverse cosette, con sciarpe, bandiere e compagnia bella, e dunque volevo dire semplicemente che ci vuole anche un po' di buona volontà dei friulani che sono di qui, che vanno all'estero, per portare un po' del loro, come direi, del loro patrimonio, direi quasi, anche fuori all'estero, per far conoscere il Friuli, che non sanno neanche molte volte che cos'è questo Friuli, che si parla una lingua diversa, che magari una lingua minoritaria, voglio ben consentirlo, ma però ci sono anche delle cose che bisognerebbe fare personalmente per cercare di evolvere questo Friuli nel mondo. Ecco, solo questo volevo dire. Grazie. Praticamente in ambito sportivo, a parte l'Udinese calcio, sì, ma in ambito sportivo sono state fatte parecchie cose. Potrebbe naturalmente Deanna illustrare tutti i progetti che ci sono, ma il fatto che molti atleti stranieri, giamaicani, vengano ad allenarsi a Lignano, che Gemona stia diventando una capitale dello sport, no? Con atleti anche importanti che vengono, significa che il percorso legato alla passione sportiva è un percorso che viene seguito con attenzione. Non vorrei aver preso la parola al posto di qualcun altro. Grazie comunque. Momento delle conclusioni, scusate. C'era Stefano Degano che ha aggiunto una cosa velocissima, poi dai, Degano, più che veloce. Muoviti. Noi siamo appena nati, sono presidente del Focolare Friulano di Gran Canaria, non siamo tanto grandi come gli altri, anzi siamo molto piccoli, però nel piccolo cerchiamo di valorizzare, perlomeno personalmente, quello che è la cultura, però espressa nell'arte. Qui non si è parlato di arte oggi. Io sono musicista e quindi la divulgazione della musica friulana anche a Gran Canaria, in Spagna, mi sembra una cosa molto, molto bella e che vale la pena continuare e divulgare. Grazie. Grazie. Oh. Presidente, andiamo alle conclusioni. Sono tutti impauriti dalla paura che parlo per mezz'ora. Rinuncio alle conclusioni e le lascio tutte al Presidente Maurizio Franz. Vi do solamente qualche ulteriore informazione. La prima è quella di dirvi che dopo ai Presidenti vi verrà data la medaglia del Comune di Gorizia, il Sindaco Ettore Romoli farà il balletto che la consegnerà. Ringrazio la Provincia di Gorizia per tutto quello che ha messo a disposizione, per la chiavetta della Costituzione che vi ha dato e tutto il materiale, il Comune di Gorizia e Turismo Friuli Venezia Giulia. Sappiate che all'uscita è disponibile tutto il materiale. Io ringrazio tutti voi per la presenza così nutrita, per il dibattito che è stato interessantissimo, e penso che oltre alle relazioni sia altrettanto importante poi il dibattito. Questo muove un po' la situazione, questo crea l'interesse. Domani avremo una mattinata piena, cominciamo con l'arrivo in piazza, come si chiama la piazza che non mi ricordo? La Sagrada. Corso Giuseppe Verdi, la piazza dove deporremo una corona d'oro ai Giardini sul monumento del cantore Friuli,
cioè Zorutti, ci saranno i danzerini di Lucinico, poi andremo a messa, finita la messa ci spostiamo di qualche metro, andremo a casa di Sua Eccellenza il Prefetto di Gorizia, la dottoressa Maria Augusta Moroso, dove faremo i discorsi ufficiali, grazie della disponibilità, dottoressa, e poi tutti assieme andremo a fare una gran mangiata alla fiera di Gorizia e concluderemo questo viaggio. Grazie. Parla il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Maurizio Franz. Che non è un pezzo grosso come Deano, è un pezzo alto. Mardi, quindi news, non è convegno annuale sulla Spartone. Un grazie, in particolare un saluto al Presidente Piero Pittaro e al Senatore Mario Toros. Un grazie a Bruno Pizzo che ha fatto conoscere ed apprezzare la nostra terra e i figli della nostra terra in Italia e nel mondo. E un grazie a chi ci ospita e quindi un saluto particolare al Sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, e al Prefetto, alla Dottoressa Maroso. Un saluto ovviamente a tutte le autorità che sono sempre venute prima. Questa ormai è diventata uno degli appuntamenti tradizionali importanti per la Presidenza del Consiglio regionale, accanto alle celebrazioni del 3 di aprile, il 3 di aprile del 77, quando è nato lo Stato patriarcale del Friuli e che rappresenta un po' la storia della nostra terra. Accanto a questo appuntamento del 3 di aprile poi c'è, qua ringrazio il Presidente Felizio che è intervenuto prima, l'attività incessante e importantissima della Società Filologica Friulana per promuovere e valorizzare la nostra lingua e la nostra identità. E da questo punto di vista vorrei ringraziare anche tutti i nostri parlamentari e tutti quelli che sono intervenuti in questi giorni qua a difesa della lingua friulana, che non è solo un baluardo storico, culturale e identitario, ma rappresenta anche un baluardo importantissimo a difesa della nostra specialità. Proprio il 31 gennaio del 2013, il prossimo anno, noi faremo le celebrazioni per i 50 anni dello Statuto di autonomia della regione Friuli Venezia Giulia. E ricordo a tutti che alcuni dei motivi che hanno portato alla costituzione della regione autonoma è proprio la lingua e l'identità. Il fatto che poi, oltre alla lingua friulana, si parli correttamente anche altre lingue, lo sloveno e il tedesco, e questo diventa una ricchezza non solo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista degli scambi economici e del fatto che noi abbiamo queste relazioni ormai consolidate che dobbiamo ulteriormente sviluppare, come è stato sviluppato prima dall'assessore De Anna, ma che diventano una grandissima opportunità per chi ha deciso di vivere e lavorare nella nostra regione, ma soprattutto per i nostri giovani. Oggi è stato un dibattito, ritengo, particolarmente interessante, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti anche da parte del pubblico e tanti presidenti e rappresentanti dei vari favorati che noi abbiamo per il mondo, perché soprattutto si è passato dal vecchio concetto, forse un po' della festa, che deve rimanere una grande festa questa dei friulani, ma soprattutto ad una operatività che è stata rappresentata dagli interventi che mi hanno preceduto, il fatto che qua ci sia appunto la presenza di tutti gli assessori con le loro competenze, per tutto quanto riguarda discorso non solo culturale, identitario, ma anche sportivo, turistico, perché noi soprattutto dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo dare delle opportunità ai nostri giovani. In un momento difficile come quello che sta attraversando il nostro paese, bisogna non solo piangersi addosso e lamentarsi, ma bisogna guardare anche a quello che è il nostro passato in chiave però di evoluzione, non deve essere, come dicevo prima, semplicemente guardare nostalgico, ma deve essere guardare con ottimismo, perché gli sforzi che hanno fatto i nostri nonni e i nostri padri sono difficilmente confrontabili, hanno fatto delle cose eccezionali, non hanno mai avuto paura di partire per il mondo e
e cercare nuove opportunità. Ecco, questo è quasi doveroso anche per i giovani d'oggi, perché devono imparare, orgogliosi e forti della propria identità, della propria cultura, della propria storia, ma aprirsi al mondo e confrontarsi innanzitutto con la conoscenza delle lingue, quindi qualunque esperienza internazionale ci fa conoscere altre lingue e ci deve soprattutto riempire di entusiasmo. Io ero un mese fa di inaugurare l'attività di un giovane imprenditore che aveva 28 anni nel campo della ristorazione, che aveva già maturato esperienze in tanti paesi, in particolare in Francia ed in Inghilterra, dove aveva lavorato come pasticcere anche della regina Elisabetta, adesso ha deciso di aprire un'attività qua. Ecco, penso che questi siano degli esempi. In momenti difficili come quelli attuali, dove tutti hanno paura anche di investire, di intraprendere, delle giovani che vanno all'estero, che maturano già giovanissimi, anni e anni di esperienze, orgogliosi poi di rientrare qua, come è stato detto prima dalla vostra rappresentante, cioè uno va in giro per il mondo come andavano i nostri nonni e i nostri padri, ma con l'obiettivo anche di diventare patria, non tutti, perché poi uno decide anche di stabilirsi definitivamente in altri paesi. Proprio qua nell'ultima edizione del giornale del Friuli del Mondo, qua abbiamo l'esempio fulgido dei Collavina, insomma, no? Che in questi giorni ha inaugurato la nuova Freedom Tower, e quindi vedere nel grattacielo più grande, più alto di New York sventolare la bandiera del Friuli, penso che ci riempia a tutti di orgoglio, ma non deve essere solo un orgoglio legato al fatto di sventolare la bandiera della nostra terra, ma soprattutto l'esempio di quelli che sono i valori che sono stati sottolineati prima dei friulani, della laboriosità, della serietà, della onestà, dello spirito di sacrificio che ha sempre contraddistinto i nostri avi, che deve contraddistinguere anche noi, che dobbiamo sapere in questo momento difficile come stiamo attraversando, però l'Italia e il Friuli hanno attraversato momenti ben più difficili e quindi queste sfide devono essere guardate con rigore necessario, ma anche con l'entusiasmo di portare avanti una bandiera, quella del Friuli, che dovunque noi la facciamo sventolare ci fa guardare tutti con rispetto, e dobbiamo essere orgogliosi di questo rispetto che ci viene tributato nel mondo e che è merito di tutti voi che siete i nostri ambasciatori nel mondo del Friuli. Un sistema regione che si sta muovendo in questa direzione, e non torno a ribadire quello che è già stato detto per quanto riguarda ad esempio tipicamente friulano, prima portato avanti dall'assessore Violino, e quello che stanno i grandi progetti internazionali dell'assessore Teana e i grandi progetti culturali che sono stati prima anticipati dall'assessore Molinaro. Quindi a me sembra che la Regione sia consapevole delle grandi potenzialità del nostro sistema, del sistema Friuli, e grazie a voi dobbiamo consolidare. Oggi il fatto che sia stato un dibattito franco e anche alcuni interventi anche abbastanza decisi sul fatto che dobbiamo fare ancora di più per quanto riguarda far conoscere la nostra terra nel mondo. Anche come Presidente del Consiglio io spesso ho visite di tanti ragazzi che arrivano da un po' da tutto il mondo, che sono figli dei nostri discendenti, dei nostri immigranti. Ecco, e io ho pensato che è inutile che noi riempiamo sempre di libri, abbiamo fatto bellissime produzioni, bellissime immagini, ma ormai anche per questioni proprio di comodità, insomma, no? Realizzare DVD come quello che stiamo realizzando anche come Presidenza del Consiglio, fatte di tante immagini che rendono subito quelle che sono le bellezze della nostra terra, fatte in più lingue, quindi italiano, friulano, inglese e tedesco, e soprattutto che possono essere facilmente poi veicolate tramite internet, e quindi questo penso che possa essere uno strumento efficace, venendo a quanto era stato sottolineato prima dalla rappresentante della Focolare di Canberra, insomma, per far conoscere la nostra terra, proprio per chi ormai, vivendo da 2 o 3 generazioni fuori dal Friuli, magari vivendo ormai in paesi bellissimi come l'Australia o il Nord America o comunque o Sud America, insomma, non facilmente, non sempre a portata di mano, che sono ormai insomma, per noi facili viaggiare, non c'è un problema questo, però senz'altro è molto più facile comunicare e far viaggiare le informazioni con i nuovi strumenti, le nuove tecnologie. Ecco, penso che questo sia la sfida che riguarda il Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ma riguarda un po' tutti voi, per trasmettere questi valori importantissimi a tutte le generazioni, a far conoscere soprattutto le potenzialità anche dal punto di vista turistico della nostra terra, che sono notevoli. La sfida è una sfida grandiosa ed importante, perché ovviamente è più facile nel mondo parlare di altre località, perché ovviamente se parliamo di Venezia, di Firenze, di Roma, la porta è già spalancata. Noi però
abbiamo delle ricchezze, ricordo solo l'esempio Cividale, insomma, di cui l'anno scorso è entrata a far parte del patrimonio UNESCO ed è entrata assieme ad altri 7 località per quanto riguarda la storia dei Longobardi. Questo diventa un veicolo importantissimo per far conoscere, come anche attraverso tipicamente Friulano, non solo una realtà o dei prodotti, ma per far conoscere il territorio nel suo complesso. Quindi ringrazio di nuovo tutti voi per la vostra presenza e ringrazio in particolare l'ente Friuli nel mondo per aver organizzato questa importantissima convegno e soprattutto buona festa domani a tutti voi. Grazie. Ha chiesto la parola per un attimo Piero Pintaro. Solamente per ringraziare ancora tutti i relatori, ma per dirvi che tutto quello che è stato detto qua è stato tutto registrato e da domani affari vostri taglieremo solo quello che ha detto Bruno Pizzo e da domani sarà su internet. Grazie Bruno per questo grande aiuto che ci hai dato. Grazie a voi tutti. Adesso dire che io appendo il momento. Venite a prendere la medaglia del comune di Gorizia, chi non ha avuto la chiavetta verrà distribuita anche la chiavetta della Costituzione in 3 lingue. Bene, grazie a voi tutti, avvicinatevi, c'è un cesto qua, una volta